Una buona giornata a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Oggi è mercoledì 30 di aprile, ultimo giorno del mese. Oggi avremo ospiti due donne. La prima delle due sarà Daniela Rossetti, responsabile provinciale di Azione, con noi dalle 8 alle 9. Dalle 9 alle 10 invece ci sarà Barbara Odorico di Forza Italia, vicepresidente della sesta circoscrizione. Gli ospiti sono dunque questi fino alle 10, chiusura della trasmissione. Nella prima ora la rassegna stampa che comincia subito con la pagina meteo che leggiamo come di consueto dal sito dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. La situazione generale: quest'oggi affluiranno ancora correnti nord-orientali secche e miti. Da domani un marcato anticiclone risalirà dal Nord Africa portando verso il nord Italia una massa d'aria calda a tutte le quote. Per oggi, mercoledì 30, su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana cielo in genere poco nuvoloso nel pomeriggio. Al mattino sul Carso e a Trieste soffierà Borino o al più Bora moderata, poi Brezza che lambirà dunque il territorio giuliano in particolare nel pomeriggio. Temperature sopra la media del periodo con minime tra i 15 e i 17 gradi, massime fra i 23 e 26 gradi centigradi. Per domani, giovedì 1 maggio, su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana cielo in genere poco nuvoloso, nel pomeriggio quando saranno possibili brevi e locali piogge. Temperature al di sopra della media del periodo. Anche per domani venti a regime di brezza, temperature minime tra i 15 e i 17 gradi, le massime 23-26 gradi centigradi. Guardiamo la proiezione anche fino a sabato con giornate tutto sommato soleggiate e serene. Sabato proprio potranno esserci però sulla zona montana possibili rovesci o temporali dal pomeriggio, in particolare sulla zona alpina, nelle zone al confine con l'Austria, venti a regime di brezza un po' in tutto il Friuli Venezia Giulia con temperature in lieve calo. Questo però abbiamo detto essere il quadro di previsione per sabato. Nel frattempo giornate, come vediamo anche dalla cartina del sito dell'ARPA, saranno giornate prevalentemente soleggiate. Andiamo a vedere le notizie dalla prima pagina del quotidiano Il Piccolo con il titolo d'apertura che riguarda la scuola, l'esodo verso sud. Sono 1800 le domande di trasferimento dalla regione di insegnanti, impiegati e bidelli. Prevale la voglia di avvicinarsi a casa. Normalmente le istanze vengono accolte al 60%, l'esito arriva tra fine mese tra fine mese di maggio e giugno, proprio per chi avanza la domanda. L'altro titolo invece è corredato da fotografia: Dottor Velasco, perché il CT della nazionale femminile di volley riceverà a Trieste la laurea ad honorem, e tutto ciò accadrà il giorno 12 di maggio. Pur avendo vinto tantissimo, Julio Velasco non è albo d'oro vivente, molto di più. È una figura che ispira. Questa capacità di superare i suoi stessi eccezionali risultati è probabilmente la forza più grande che esprime. Un punto di riferimento che ha superato i confini della sua competenza tecnica, oggi è ascoltato, studiato, citato, manda manager e formatori e dunque riceverà il riconoscimento in psicologia all'Ateneo di Trieste. Altre notizie: le sfide di Illy Caffè, consiglio di amministrazione rafforzato, pronti a raddoppiare in 5 anni. Il Trieste Airport, ok al bilancio, risultato record a 4,8 milioni di euro. Poi vedremo anche nel servizio le interviste tanto all'amministratore delegato Consalvo quanto al presidente Marano, vertici riconfermati alla guida dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, il Trieste Airport. I rioni, i reportage, le case colorate a San Giacomo, qui siamo una vera comunità. Sono quasi tutte uguali, una accanto all'altra, disposte su 4 file, colorate e personalizzate con piccoli dettagli e decori. Lo racconta Nicole Brusaferro, pagina 25. La nuotatrice triestina della nazionale slovena che sogna l'Olimpiade, a pagina 26, il personaggio raccontato all'interno del Piccolo. E poi risse e rapine fra baby gang, identificati 25 adolescenti durante i controlli sui gruppi di giovani che si spostano fra Trieste e Muggia. Focus verso il 1 maggio, morti sul lavoro e salari bassi, l'allarme del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: i salari dei lavoratori sono troppo bassi, molte famiglie sono in difficoltà, stentano e questo è un grande problema per l'Italia, è l'ora di prenderne atto e fare qualcosa perché le paghe italiane, tra le più basse dei grandi paesi europei,
sono parte concausa del problema demografico e dell'inarrestabile fuga dei cervelli all'estero. E l'allarme salari del presidente Mattarella, che quest'anno ha ricordato la festa dei lavoratori da un'efficiente fabbrica farmaceutica. Via i controlli al confine, danneggiano i lavoratori, i sindacati transfrontalieri, un forte appello a ripristinare l'accordo di Schengen perché questa inutile situazione penalizza in particolare i 9.000 lavoratori frontalieri. Il messaggio è stato lanciato dalla piazza della Transalpina fra Gorizia e Nova Gorizia. In Ucraina non una pace a ogni costo, scrive Vincenzo Milanesi nel suo commento sul conflitto russo-ucraino. Stop al treno Trieste-Fiume per lavori in Slovenia, la linea dei tre popoli. Il treno infatti è naufragato tra barriere invisibili, il collegamento ferroviario transfrontaliero Trieste-Fiume, finanziato tramite il progetto europeo Substance EU Interreg, capitanato dalla Central European Initiative, non sarà confermato, così come riporta il Piccolo, pagina 14. Tony F live alla Casa Rossa, il concerto il 13 luglio a Gorizia, sarà lui protagonista, Tony F, dell'appuntamento fissato per domenica 13 luglio alle 21:30 alla Casa Rossa Arena. L'evento rientra nel programma di Gorizia Nova Gorizia, capitale europea della cultura, e con lui sul palcoscenico del capoluogo isontino ci saranno altri ospiti che tuttavia verranno annunciati nelle prossime settimane della serata. Questa è la prima pagina del Piccolo. Come abbiamo visto, tra le notizie di cronaca locale c'è un richiamo alla situazione sicurezza con controlli, identificazioni, ma anche la possibilità di un inserimento di ordinanze sindacali che vadano ulteriormente a restringere le maglie del comparto sicurezza che è stato monitorato e lo è tuttora, in particolare dalla Questura di Trieste. Allora, ieri abbiamo sentito il sindaco Roberto Di Piazza proprio su una possibilità di introduzione di ulteriori misure restrittive. Sentiamolo nell'intervista assieme a Gianluca Paladin. Io sono disponibile a fare di nuovo alcune restrizioni. Non è da escludere il ritorno delle zone rosse a Trieste. Certamente è più che probabile che venga presa in considerazione una nuova ordinanza sindacale anti-alcol e degrado. Il perché è da ricercare nei nuovi episodi di violenza che hanno caratterizzato un'ampia area della città. Dalla rissa fra giovani nella notte fra sabato e domenica in via dell'Orologio, 2 feriti cittadini italiani, a quella scoppiata in piazza Perugino alle prime ore della domenica di Pasqua, costata un viaggio all'ospedale a Quattro Romeni. Per entrambi gli episodi, nei quali il protagonista è l'abuso di alcol, indaga la questura. Verso possibili nuove restrizioni, dunque, temi che potrebbero essere in agenda della prossima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel Palazzo della Prefettura, come confermato dal sindaco Di Piazza. Adesso chiamerò il prefetto, faremo il comitato e decideremo. Poi il sindaco si è soffermato su un'altra questione, quella del rifacimento della pavimentazione di Piazza dell'Unità d'Italia, un'opera considerata urgente per la quale l'amministrazione comunale si sta già muovendo. Se andate a vedere dietro a Sant'Antonio che stiamo facendo con le pietre, poi abbiamo fatto Piazza Verdi, Piazza della Borsa, Casa del Risparmio, Museo Revoltella, vedete tutte le pietre perfette. Qui si sono sfaldate, mi ricordo che Dario Macor, che era proprietario, che oggi viene la moglie qua di Renice Cave, quello di Muggia, Santa Barbara, perché quelle pietre non si sfaldano. Allora oggi viene per vedere se c'è la disponibilità, perché bisogna rifare questa piazza che ormai si è sfaldata completamente tutta. Quindi anche lei sta cercando di capire quando si può effettivamente intervenire per questo progetto? Se hanno le pietre a disposizione, nel senso che servono molte pietre e naturalmente altrimenti facciamo un pezzo alla volta, ripeto, come abbiamo fatto Piazza Sant'Antonio adesso e le 2 vie laterali. Vediamo di fare. L'importante è farla, perché andate a dare un'occhiata che è completamente sfaldata, proprio le pietre si sono sfaldate. Così ieri il sindaco Di Piazza ai microfoni di Gianluca Paladin. Andiamo nella sezione della cronaca di Trieste, che apre oggi con il Consiglio Comunale e gli appuntamenti attesi nelle prossime settimane. Dalla cabinovia all'asilo di Roiano, l'Aula verso la doppia maratona. Eletti pronti alle 2 maxi delibere, variante in commissione a maggio. Sul nido ancora spaccature. Leggiamo giusto le prime righe dell'articolo così da capire un po' di più il contenuto dello stesso. La gestione del nido di Roiano e la variante urbanistica per la cabinovia. Nelle prossime settimane il Consiglio Comunale sarà chiamato ad affrontare 2
tra i temi più dibattuti e divisivi degli ultimi anni. Migliaia di osservazioni, emendamenti e pregiudiziali da sviscerare riga per riga, dibattere per interminabili sedute e poi votare in aula ormai ai ferri corti. Da un lato c'è la proposta di Fratelli d'Italia che con l'assessore all'educazione e famiglia Maurizio De Blasio vorrebbe affidare a privati la gestione di metà dei posti del nuovo asilo di Roiano. La delibera è stata portata in giunta più di un anno fa, ma non è mai riuscita a superare lo scoglio del Consiglio, con 2 sedute che lo scorso luglio avevano scalfito appena 2 dei 107 emendamenti presentati al testo, quasi tutti firmati da un centrosinistra che ravvisa nella proposta dei meloniani un primo passo verso la privatizzazione dei servizi educativi. Dall'altra parte invece c'è il capitolo della cabinovia e quindi con il documento effettivo che dovrà ora essere approvato dal Consiglio, ed è qui che divamperà la battaglia. Ad attendere il testo ci saranno 3.136 tra osservazioni e opposizioni dei cittadini e una grandinata di pregiudiziali che il centrosinistra presenterà in difesa del sito Natura 2000. Questa è la situazione che si dovrà attendere per il Consiglio Comunale, in particolare, come abbiamo visto, su questi 2 importanti argomenti ancora da dover trattare e chiudere. I nodi della politica, con Di Piazza che dice centrodestra unito, l'opposizione invece alza le barricate e quindi si vedrà anche quale sarà il rapporto e il dialogo tra le parti nelle prossime sedute. La cronaca, risse e rapine tra baby gang, identificati 25 adolescenti fermati tra Trieste e Muggia, la maggior parte di loro ha vari precedenti penali. Intensificati i controlli di polizia e carabinieri in piazze, giardini e locali. L'allarme si ripresenta in seguito all'episodio di Via Flavia con i 2 tredicenni che sono stati accerchiati. Nella stessa pagina leggiamo Regione e Università, un nuovo hub per l'inclusione dei detenuti. Sarà presentato oggi alle 13:30 nell'Aula Magna in via Principe di Montfort 3. L'hub sperimentale multiservizio di giustizia di comunità, realizzato grazie all'accordo tra Regione e Università e di Trieste, che metterà a disposizione alcuni locali dell'edificio che fu la Casa del Marinaio, spazi che saranno utilizzati dagli enti del terzo settore coinvolti nei progetti Ripartiamo e Inclusione Confronto, trattamento, finanziati dal Ministero della Giustizia e della Regione con l'obiettivo di realizzare percorsi di inclusione socio-lavorativa a favore di persone sottoposte a misura penale, a costruire una rete di sostegno alle vittime di ogni tipo di reato e dunque promuovere interventi di giustizia riparativa e di mediazione penale. Scontri con la polizia, tempo scaduto per gli arresti differiti, ma continuano le indagini della Digos, ancora in corso le indagini sui gruppi di antagonisti che avevano preso parte al corteo del 25 aprile, anniversario della liberazione. Si tratta della manifestazione che era partita da Campo San Giacomo e che la questura ritiene non sia stata debitamente informata. Durante il corteo si erano anche verificati scontri con le forze dell'ordine, in particolare quando i funzionari della questura avevano deciso di sbarrare la strada agli antagonisti per rallentarli. Era successo in via dell'Istria poco dopo il burlo. Manodopera in nero, 3 aziende sospese, i controlli dell'Ispettorato del Lavoro, è scattata anche una sanzione di 800 euro. Fece cadere suo marito dal balcone di casa, la moglie davanti al GUP, chiesto il processo per l'imputata. La procura ha chiesto il processo per Miranda Birsa, la 41enne slovena accusata del tentato omicidio del marito, il 46enne Andrei Nuvoli, che la donna, secondo l'accusa, lo scorso 30 giugno aveva lanciato dal balcone dopo una violenta lite scaturita in casa all'interno della loro abitazione Ater a Opicina in via dei Papaveri 20. Addio a Miliardi, giudice della FIN del Friuli Venezia Giulia, conosciuto in Friuli per il suo ruolo di giudice di gara del Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto, lavorava in tribunale a Trieste. Non era solo un ufficiale di gara appassionato e instancabile, ricordano gli amici del gruppo ufficiali di gara, ma una presenza costante e preziosa per tutti noi. Viene ricordato proprio dai colleghi, in particolare la figura di Miliardi. Alla pagina successiva, con l'operazione Strade Sicure, oltre 200 interventi e 25 arresti, sono 250 i militari impegnati a supporto delle forze dell'ordine a presidio del territorio triestino. L'attività prevede pattuglie mobili sul Carso in città e fisse di fronte alla sinagoga e alla scuola ebraica. Molti, percorrendo via del Monte,
avranno visto spesso militari posizionati proprio fuori dalla scuola ebraica, così come anche passando in via San Francesco, attraversando dunque la via e quindi passando accanto alla sinagoga. La presenza dei militari dell'esercito è pressoché costante. Fernetti, Rabuiese, Basovizza e Pese, sorvegliati speciali per i flussi migratori. Morales e colore per arginare il degrado in piazza Perugino, il progetto promosso dalla BCC Venezia Giulia nell'ambito del concorso Generazione Planet. Infatti il restauro, che decenni fa puntava a una riqualificazione di piazza Perugino, non ha avuto gli effetti desiderati, andando a creare uno spazio che non favorisce la socializzazione. L'area paga anche una situazione di degrado, con i writers che hanno imbrattato gran parte della piazza, soprattutto le scalinate, e con certe frequentazioni che tengono lontano da quegli spazi i cittadini che invece potrebbero rendere viva la piazza stessa, che ricordiamo fino al 30 marzo scorso era inclusa nelle zone rosse. Così, in previsione nel tempo di un progetto di risanamento complessivo di quello spazio, tenendo conto però che sotto c'è un parcheggio privato sopra il quale il comune ha solo il diritto di superficie, nell'ambito del concorso Generazione Planet promosso dalla BCC Venezia Giulia, in quel contesto verranno realizzati dei murales che regaleranno un po' di colore a quello spazio grigio e ormai praticamente privo di verde. Qui in foto 2 riproduzioni di come verranno realizzati i murales sulla piazza, lo vediamo proprio dalle immagini che sono state pubblicate sul giornale. Il rilancio di Piazza Casali tra residenze di lusso e turismo, la messa sul mercato degli appartamenti di Palazzo Ralli e il nuovo ostello potrebbero vivacizzare l'area, attesa per il ripristino della fermata del tram di Opicina. Qui uno scorcio della zona con le attività del posto, ma anche con il Palazzo Ralli, che potrà essere in futuro destinato a nuove attività, soprattutto ricettive. Abitazioni esclusive nell'atmosfera neoclassica, che insegnerà anche musica. Confindustria Alto Adriatico presto lascerà liberi gli spazi al primo piano. Qui infatti vediamo in foto l'ingresso principale di Palazzo Ralli in piazza Casali, alla radice del Colle di Scorcola, un ingresso che è sicuramente molto elegante e che accompagna anche l'ingresso poi di chi sale ai piani superiori in un'atmosfera, come scrive il giornale, neoclassica e molto sobria. Il villaggio colorato dentro San Giacomo è un rifugio di pace, qui siamo una comunità. Tra i palazzi c'è il quadrante di villette a schiera costruite a fine 800, i residenti si conoscono tutti e gli immobili si tramandano in famiglia. Edificato su progetto di Berlam e Righetti, in origine era stato pensato soprattutto per operai e pescatori. La struttura è uguale per tutti, un cortile a 2 piani, ognuno personalizza poi facciate e ringhiere. Queste le casette a schiera incastonate nel quartiere di San Giacomo, e qui vediamo proprio le foto delle case, ma anche dei colori che sono stati poi scelti per alternare i vari edifici. Ci sono azzurro, arancione, un color rosso e un color, diciamo, pesca, che risaltano passando nella via. E c'è un reportage molto simpatico raccontato da Michele Brusaferro per Il Piccolo. Poi asilo restaurato tra le case nel 1944, subì gravi danni durante i bombardamenti. La scuola dell'infanzia Arena Nova, al centro delle casette a schiera di San Giacomo, è stata inaugurata con il nome di Giardino Infantile Gisella il 15 novembre del 1876. Inizialmente comprendeva 4 aule, un salone con funzione sia di palestra che di refettorio, servizi igienici, un alloggio per la dirigente e una stanza per la cuoca. Nel 1899 il crescente numero di allievi portò il comune a innalzare l'edificio di un piano. Danneggiato durante i bombardamenti del 1944, dopo quasi 2 anni di chiusura forzata, la scuola riprese la sua attività, il 1946. Nel 1999 l'edificio è stato completamente restaurato e si trova anche in questo caso in mezzo alle casette di San Giacomo. La Triestina Orlando, il nuoto sincronizzato come ragione di vita, sogno l'Olimpiade. Grazie alla doppia cittadinanza gareggia poi la nazionale slovena, si è trasferita a Crani dopo la chiusura del settore agonistico locale. Punta ai mondiali e apre la doppia casacca. Se l'Italia chiama, ci sono, dice Nina Orlando, qui in foto, tanto a bordo vasca quanto con premi e riconoscimenti in mano proprio per gli esiti delle sue prestazioni sportive
all'interno della piscina, tanto quella italiana quanto quella slovena. Fognature a Lazzaretto, l'annosa questione approda in Consiglio, la polemica a Muggia, i Dem sollevano il tema nel question time, dopo 2 anni ancora nessun cantiere. La risposta del sindaco Polidori: il progetto è in corso, nel 2023 l'annuncio dello stanziamento di fondi per 1.800.000 euro per prolungare la rete. Sempre Polidori dice la fase progettuale dovrebbe terminare entro l'estate, difficile però stimare quando arriverà l'esecuzione concreta dei lavori. Andiamo a San Doligo della Valle Dolina, firmato il rogito per l'ex principe nel sito, una comunità energetica, ed il gruppo dell'imprenditore Settimo investe 25 milioni per trasferirvi la sede, lavori al via entro l'anno. Lo stabilimento conta 40.000 metri quadrati, la fabbrica di affettati sarà demolita del tutto. A Vincenzo Settimo, reduce da una disavventura di cui si è descritto nei giorni scorsi, non mancano certo le buone notizie con cui rasserenarsi. L'ultima conduce in zona industriale, più precisamente in via Ressel, numero 1. Ieri è stato infatti sottoscritto il rogito con cui Edil Group ha perfezionato l'acquisto dello stabilimento ex Principe, che si aggiunge nell'ampio ventaglio di investimenti sul territorio giuliano a firma dell'imprenditore bitontino. Dell'opera si è già parlato mesi fa, ma adesso oltre al rogito ci sono altri elementi importanti di novità che consentono di immaginare come cambieranno quei quasi 40.000 metri quadrati abbandonati da diversi anni. Torna il 1° maggio sul Monte Lanaro la marcia dell'amicizia con la musica della banda di Prosecco, e poi a Santa Croce il ricordo dei caduti nella lotta contro il nazifascismo. Domenica alle 15, da mezzo secolo ricorda tutti i caduti della resistenza antifascista e dei portati del paese. Domenica pomeriggio, con inizio alle ore 15, una solenne cerimonia ne saluterà la realizzazione, a 50 anni di distanza, la presenza di tutta Santa Croce e di tanti ospiti. Parliamo del monumento eretto nel cuore della frazione di Santa Croce, a pochi passi della vecchia provinciale che collega Prosecco da Aurisina, in un punto di grande transito. 50 anni del nostro orgoglio è il titolo della manifestazione. Noi ora ci spostiamo al collegamento con la polizia locale e quindi le informazioni relative alla viabilità e alle segnalazioni. Buongiorno all'ispettore capo Lionello Schillani, collegato con noi questa mattina. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. A lei la parola, prego. Sì, bene, allora innanzitutto un buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la nottata, purtroppo abbiamo dovuto rilevare alcuni incidenti, quindi anche ieri pomeriggio sono stati circa 5-6 incidenti che sono avvenuti nel territorio comunale, quindi chiediamo di fare attenzione, di prestare la massima attenzione e guidare con prudenza. Per quanto riguarda attualmente traffico abbastanza scarso, non prevediamo nulla di particolare. L'unica zona di interesse questa mattina sono le rive per 2 fatti. Il principale è la partenza della ex Bavisela, adesso si chiama Trieste Spring Run. Inizierà con la manifestazione Young, cioè con la gara competitiva riservata ai bambini delle scuole. Quindi questa gara non competitiva avverrà all'interno della Piazza Unità, quindi non interesserà la viabilità ordinaria, però per l'afflusso naturalmente del flusso dei partecipanti si prevede dei possibili rallentamenti sulla zona rive, zona che sarà anche interessata dalle ore 12 della chiusura dell'area di parcheggio antistante la stazione marittima, quindi si potrebbe avere delle difficoltà di parcheggio nell'area per quanto riguarda appunto sia questa manifestazione che l'arrivo della nave. Per quanto riguarda i lavori sono ridotti in quanto siamo ancora un periodo di ponte. L'unica nota che ho è la via Forlanini, che è interessata dalla via San Pasquale fino alla via Marchesetti dai lavori di segnaletica. Stanno ridipingendo la segnaletica attorno alle aiuole salvapedoni che sono state create su tutta la via, quindi fare attenzione agli operai al cantiere mobile che appunto interessa questa via. Saremo sul posto naturalmente per dare assistenza. Questa per la giornata odierna. Anticipo brevemente la giornata domani del 1° maggio che sì, come di consuetudine sarà interessata dai cortei, festa dei lavoratori. Avremo 2 cortei, il principale quello in centro città, il percorso che inizierà alle 9 come da tradizione da Campo San Giacomo, percorrerà la San Giacomo in Monte, via Caprimo, Molino Vento, piazza Garibaldi Oriani, percorrerà la via Carducci fino a piazza Oberdan, scenderà verso via Ghega, si svolterà a sinistra in via Roma, poi a destra Val di Rivo, Cavour, 3 novembre e terminare in piazza Unità intorno alle 11, 11:30. Naturalmente in centro città si avranno delle ripercussioni
di solito, essendo giornata festiva, non crea particolari disagi perché poche macchine scendono in città. Comunque, interessando tutte queste vie, fare attenzione, magari prendere qualche percorso alternativo. Poi ho anche una nota di un corteo sempre dedicato appunto ai lavoratori che si terrà nell'abitato di Opicina. Qui dalle 9:30 ci sarà un corteo che dal monumento ai caduti di Strada per Vienna percorrerà la strada verso il centro di Opicina per terminare in piazzale Monterè. In tutte queste manifestazioni saremo presenti in forze con il nostro personale per la scorta e le deviazioni in atto. Al momento non abbiamo interventi in atto degni di nota e quindi restituirei la linea. Grazie all'ispettore Schillani, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Grazie per le informazioni relative a oggi e anche a quelle di domani con i due cortei, quello principale a Trieste e quello anche a Opicina, quindi già si informano tutti i cittadini di tenere a mente di questi cortei anche per i propri spostamenti in città. Andiamo a pagina 2 del Piccolo. Come abbiamo visto dalla copertina si parla di scuola, la grande fuga dei prof. Sono 1800 le domande di trasferimento di docenti e personale ATA per avvicinarsi a casa, spesso al sud. In media viene accolto il 60% delle richieste. L'esito sarà reso noto tra fine maggio e inizio giugno. Questa situazione è anche descritta con i numeri. Il totale complessivo di richiesta di mobilità sono 1802 domande, prevalentemente da Udine 112, dalla provincia di Udine 112, da quella di Trieste sono 16, da quella di Pordenone sono 31, da quella di Gorizia sono 31 e parliamo delle domande per domande di mobilità nelle scuole del Friuli Venezia Giulia e fuori regione per quanto riguarda l'infanzia. Guardando al totale complessivo invece ci sono tanti altri posti come quelli di potenziamento, quelli già assegnati, quelli di sostegno e quindi i docenti con anche il sostegno di posti in più per un totale, come abbiamo detto, di 1800 richieste. Il 60% di queste verranno poi mediamente vengono poi accolte. I dirigenti che dicono lo smart working non decolla, si sperimenta il premio risultato. Gervasutti della ANP, i target saranno rivisti e la valutazione così diventerà più seria. Addio a troppi compiti e a più verifiche al giorno, il ministro ai presidi, alleggerire gli studenti, Manu Tesa di Valditara, le famiglie per evitare i pomeriggi sui libri. Stop agli esercizi assegnati all'ultimo minuto sul registro elettronico. Rispetto all'anno scorso, in corso sono state tagliate 101 cattedre a causa del calo degli alunni. Le istanze per cambiare luogo di lavoro arrivano soprattutto da insegnanti di primarie e di scuole medie. Cosa dice il ministro Valditara? Raccomanda che la programmazione delle verifiche da svolgere in classe, così come l'assegnazione dei compiti a casa, siano accuratamente pianificate da ciascun insegnante che, avendo cura di valutare quanto eventualmente già definito dagli altri docenti, nonché evitando che siano consegnati sul registro elettronico in serata per l'indomani, quindi per così dire all'ultimo. Invece cosa valuta Daniela Beltrame, ovvero direttrice dell'ufficio scolastico regionale? La valutazione dei presidi avverrà in più fasi. La prima prevede la definizione degli obiettivi da parte dei capi del Dipartimento e alla comunicazione degli stessi proprio alla direttrice dell'ufficio scolastico regionale Beltrame. Sarà lei ad assegnarli ai presidi, invitandoli a rispettarli per ricevere la retribuzione di risultato. Seguirà la verifica degli stessi con la definizione del punteggio e nel caso di contestazioni scatterà anche il contraddittorio. Andiamo ad altro, l'allarme del Colle sui salari bassi, tante famiglie non reggono più. Sulle morti bianche Mattarella richiama le istituzioni, serve più impegno, dice, è una piaga e l'indifferenza è intollerabile. Così Sergio Mattarella con in questa foto la ministra del lavoro Calderone durante la visita all'azienda BSP Pharmaceutical. I numeri dell'INAIL con gli infortuni sul lavoro 61.641, meno 5,2% rispetto ai primi 2 mesi del 2024. Le morti sul lavoro sono 97, più 6,6% rispetto alle 91 registrate nei 2 mesi del 2024, perché i dati elaborati dall'ANSA su fonte Istat sono relativi ai mesi di gennaio e febbraio.
L'analisi per classe d'età: aumenti dei 30-34 anni da 2 a 6, dei 40-49 anni da 16 a 22, dei 55-59 anni da 21 a 29 episodi. I settori industria e servizi in particolare, poi agricoltura e conto Stato. Gli infortuni in itinere sono 12.181, le morti in itinere 36 più 33,3%, 9 in più rispetto alle 27 del gennaio-febbraio del 2024. Per chiudere questa pagina, cala la fiducia delle imprese, scettici anche i consumatori, sono i numeri dell'incertezza. In Italia scende il fatturato dell'industria e dei servizi. L'Istat avvisa che le retribuzioni di marzo 2025 sono inferiori di circa l'8% a quelle del marzo del 2021. Confesercenti parla di sofferenza per gli operatori del turismo. Ognuno poi guarda anche al proprio settore, con gli esercenti che puntano in particolare alla propria categoria e guardano anche al turismo con un occhio molto attento anche per il calo della retribuzione media che si è registrata nel corso di 4 anni. Noi dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo, torneremo tra poco leggendo altri articoli dal quotidiano Il Piccolo. Se Forza Italia deciderà di uscire dalla maggioranza, a me dispiace molto, ma comunque le nostre porte per il dialogo rimangono sempre non aperte, apertissime ovviamente, perché questa è stata la coalizione di centrodestra e questa deve rimanere. Nonostante i toni concilianti da parte del sindaco Luca Fasan, la frattura tra Forza Italia e la nuova giunta di Monfalcone sul caso Volante è tutt'altro che ricomposta, tanto che nella prima seduta del Consiglio Comunale di lunedì prossimo gli azzurri potrebbero uscire dalla maggioranza e andare all'opposizione. Nessuna conferma dal partito, che però a livello locale ribadisce la linea del segretario regionale e sottosegretario Sandra Savino. A Monfalcone oggi Forza Italia non si sente rappresentata in giunta, ha fatto un nome ben chiaro, la segreteria regionale, cioè quello di Francesco Volante. A parlare Ciro Del Pizzo, già presidente del Consiglio Comunale, uscito l'anno scorso dalla lista Cisint per approdare a Forza Italia, che lo ha delegato agli enti locali. Per quanto riguarda il futuro è una situazione un po' in itinere, no? Perché è stata fatta una riunione della segreteria locale, però comunque ci si aspettano delle indicazioni da parte di Sandra Savino. Il sindaco rimane convinto della sua scelta, tanto che ieri ha prontamente respinto le dimissioni richieste dall'assessore Marta Calligaris, che alla fine ha deciso di restare nell'esecutivo. Io chiaramente nella formazione della giunta non ho inteso occupare delle sedie o dei posti, ma ho inteso mettere i profili migliori per quanto riguarda la conduzione della città. Un profilo di altissimo livello come quello della dottoressa Marta Calligaris è un profilo che gioca a favore della città e di tutto il sistema socioassistenziale, per cui chiaramente questa era ciò che serviva alla città, ciò che serviva alla mia giunta e su questo è stata fatta la scelta. Così abbiamo visto e raccontato questo caso Monfalcone che sta in qualche maniera creando crepe all'interno della maggioranza. Poi la decisione spetterà ai segretari di partito e al sindaco Fasan su come ricucire il rapporto tra gli azzurri, con la possibilità che Forza Italia possa sedersi tra i banchi dell'opposizione, oppure una pace che andrà a mettere una pietra sopra questo dissidio e quindi far proseguire il cammino assieme della coalizione di centrodestra così come si è presentata alle elezioni di pochi giorni fa a Monfalcone. Proseguiamo con le pagine interne del Piccolo, siamo però al di fuori del Friuli Venezia Giulia. SOS Sicurezza sul lavoro, governo a caccia di risorse. Il Consiglio dei Ministri verso una dotazione di alcune centinaia di milioni, le opposizioni rilanciano sulla paga minima, torni al centro del dibattito. Qui vediamo la stretta di mano tra Erdogan e Giorgia Meloni durante il vertice intergovernativo Italia-Turchia a Roma. Sotto i 9 euro non è lavoro ma sfruttamento, continueremo ad insistere per dignità e giuste retribuzioni, dice Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Il rilievo di Banca Italia: ora i mercati sono instabili.
Questo è il rapporto. La guerra dei dazi, con l'impatto economico che minaccia la crescita mondiale e con i mercati attraversati da forte instabilità, fa salire i rischi, poi la stabilità finanziaria globale. Il segnale più recente arriva dal crollo della fiducia dei consumatori americani ai minimi dal 2020 e c'è attenzione ai rischi legati all'intenzione dell'amministrazione Trump di utilizzare le stablecoin per promuovere il dollaro. Cambiamo pagina, i sindacati in Transalpina, via i controlli sul confine, danneggiati i lavoratori. A Gorizia il Consiglio interregionale Friuli Venezia Giulia Slovenia chiede il ripristino di Schengen. Non servono barriere, muri e dazi e lo diciamo dalla capitale della cultura. Parla anche Treu della CGIL, sia rispettato il diritto internazionale, i due governi lavorino per evitare la doppia tassazione. Tutto questo anche in un clima che avvicina domani al 1° maggio, dai cortei di CGIL, CISL e UIL alla marcia dell'amicizia. Domani iniziative clou a Trieste, Gradisca, Cervignano e Pordenone. Nel capoluogo isontino appuntamento transfrontaliero all'insegna dello sport. Prima abbiamo sentito dall'ispettore Schillani i due eventi che avranno luogo domani a Trieste, uno in centro città, l'altro a Opicina, ma sono tutte le piazze principali della regione a essere interessate da cortei o presidi per la festa del lavoro domani 1° maggio. Schiaffo a Trump dal Canada, il liberal Carney resta premier, il primo ministro esulta alla BBC, non diventeremo mai il 51esimo Stato americano, guiderà un governo di minoranza, sconfitto il rivale Poilievre, alleato del tycoon, il presidente statunitense, un suicidio per indispettirmi. Così ha detto Trump, storica rimonta di 24 punti favorita dai dazi e dalle minacce del presidente americano. E quindi il primo ministro del Canada e leader del partito liberale Mark Carney qui in foto che saluta i suoi sostenitori. Accanto leggiamo, ora Mosca fa paura, Svezia e Finlandia possibili bersagli, non dovevamo fidarci dell'Occidente, viene detto dagli esponenti russi del governo Putin. Amazon vuole esporre il costo dei dazi dietro front, l'ira della Casa Bianca, un'indiscrezione che ha fatto rumore al punto da provocare una presa di posizione della Casa Bianca, quella secondo la quale Amazon, il colosso dell'informatica statunitense, avrebbe preso in considerazione di esporre il costo dei dazi nei prezzi. Un'ipotesi mai presa in considerazione la smentita dell'azienda. CNN riporta di una telefonata di Trump a Jeff Bezos, è un bravo ragazzo, ha detto Trump. Forse proprio questa fuga di notizie ha accelerato il dialogo tra i due al fine di poi nascondere le reali intenzioni e chiuderla lì senza poi sventolare a questa possibilità di vedere i prezzi sul sito e-commerce per come dovevano essere attraverso i dazi e come poi lo erano invece senza. In Ucraina una pace non a ogni costo, scrive Vincenzo Milanesi, che riprende la foto definita storica nel colloquio in Vaticano durante i funerali, diciamo a margine dei funerali del Papa, tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a San Pietro, il faccia a faccia tra i due che ha fatto il giro del mondo come immagine anche forte della possibilità di arrivare a una pace, e qui Milanesi invece dice non una pace a ogni costo. In attesa del nuovo Papa, passo indietro di Becciu, non va al conclave, io innocente ma obbedisco a Francesco. Il cardinale ribadisce la propria posizione ma dice di farlo per il bene della Chiesa e il caso continuerà a far discutere. Qui vediamo proprio in foto il cardinale Angelo Becciu nell'aula Paolo VI in Vaticano, e qui c'è invece in questo schema la ricostruzione della vicenda che ha portato poi al processo proprio il cardinale. Kovadák farà l'ingresso per primo, poi chiuderà la porta della Sistina, così il personaggio. Queste sono tutte le tappe, gli iter che serviranno per il conclave. Il rebus fumata decisiva, si punta alla bianca nella quinta votazione per le ipotesi di scrutinio, un conclave che si prospetta breve, anche per voce del cardinale di Baghdad, Luis Rafael Sacco.
e che così si comincia a scommettere su quale potrà essere la fumata decisiva, forse già la quinta come fu per Bergoglio nel 2013, dopo appena 2 giorni di conclave, anche se alcuni giornalisti hanno poi ricostruito che la quinta fu annullata per un errore procedurale e che fu quindi effettivamente la sesta quello che li fece sfondare il quorum in modo valido quando nel 2013 fu eletto Francesco Bergoglio. La scelta sarà breve, 2 cardinali malati non saranno presenti, i tempi per le elezioni da Città del Vaticano, anche la conta di chi sarà presente al conclave. Andiamo al Friuli Venezia Giulia, andiamo agli enti locali, polemica in Consiglio su progetti fermi e legge di riforma. Moretuzzo di Patto per l'Autonomia dall'opposizione dice bloccati nelle casse dei comuni 839 milioni di euro. Roberti, l'assessore regionale all'autonomia locali, colpa di Covid, guerre e rincari. No della maggioranza alla clausola valutativa sulla legge di riforma degli enti locali. Scoppia la polemica in Consiglio regionale dopo la bocciatura in quinta commissione da parte della maggioranza della proposta degli esponenti del Patto per l'Autonomia di inserire una clausola valutativa alla legge 21 del 2019, la riforma degli enti locali firmata dall'assessore Roberti, e dopo la risposta data dallo stesso Roberti all'interrogazione in cui il capogruppo Moretuzzo chiedeva a che punto fosse la rendicontazione dei progetti finanziati ai comuni attraverso la concertazione per il periodo 2018-2023. Per Moretuzzo è sconcertante la risposta di Roberti a proposito della mancanza di un monitoraggio dei finanziamenti erogati dalla concertazione. Davanti alla cifra enorme, ha continuato il capogruppo del Patto per l'Autonomia, di 839 milioni fermi nelle casse comunali di vari comuni della regione per investimenti che le amministrazioni non riescono a spendere per la condizione drammatica in cui si trovano gli uffici municipali, senza dipendenti e in difficoltà anche a garantire i servizi di base, di fronte all'evidente fallimento del percorso di aggregazione delle comunità volontarie. A 6 anni dall'approvazione della sua riforma, Roberti ha avuto la faccia tosta di negare la necessità di fare una valutazione della stessa e, cosa ancora più preoccupante, ha ammesso candidamente che la struttura regionale non sta facendo alcun monitoraggio specifico su come e in quali tempi le risorse date ai comuni vengono spese. Andiamo poi a leggere anche la risposta dell'assessore Roberti. Roberti ha chiesto ai proponenti il ritiro del documento in vista delle modifiche legislative anche a livello nazionale. Per i comuni l'idea è di attribuire nuovi servizi con un cambiamento radicale, richiesta non accolta da Moretuzzo. Poi a margine della commissione l'assessore ha ribattuto le critiche del capogruppo del Patto. Moretuzzo banalizza la situazione non tenendo conto del fatto che in questi anni si sono aggiunti tutti i progetti del PNRR che hanno priorità, visto che vanno conclusi entro il 2026. Abbiamo dovuto affrontare una pandemia, poi una situazione internazionale fortemente condizionata dalla guerra tra Russia e Ucraina, a cui si sono aggiunti gli aumenti dei costi delle materie prime, fattori che hanno reso impossibile portare avanti e completare molte opere. E poi, ovvio, c'è anche la carenza degli organici, motivo che poi ha fatto accumulare nelle casse dei comuni diversi euro non spesi. Terzo mandato in regione, il centrodestra si riattiva, la riunione tra governatore e segretari, vertice di maggioranza lampo con il presidente Fedriga collegato dal Giappone. Il confronto riguarderà anche seggio sloveno, premio e preferenza di genere. E proprio dal Giappone all'Expo di Osaka sfilano gli abiti di 10 visionari della Fondazione ITS, la missione in Giappone con la sfilata organizzata da Fondazione ITS, presente all'evento la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni. Il ministro sul Porto Franco, impegno per approfondire, il titolare degli affari europei Foti, il governo torna ancora sul percorso per arrivare a ottenere extra doganalità, ma nulla ancora si muove dopo la promessa del 2022. La senatrice del Partito Democratico Roitz, la sua attuazione aiuterebbe anche il progetto dell'IMEC, corridoio che porta nelle intenzioni dall'India attraverso poi il Medio Oriente e quindi l'attracco in Europa, un corridoio commerciale e marittimo che interessa da vicino il porto di Trieste. Il piano in caso di blackout elettrico, volontari pronti con 300 generatori. L'assessore Riccardi con la delega alla protezione civile, intervento già sperimentato dalla protezione civile per la tempesta Vaia. E questo è un appello, o meglio un messaggio, anche per rassicurare dopo il blackout che si è verificato in Spagna. Bloccata per 24 ore nell'aeroporto nazionale, costretta a dormire a terra
il racconto di chi si trovava in Spagna e Portogallo. 2 i corregionali tra gli atleti di cheerleading bloccati ancora allo scalo di Lisbona fino a venerdì 2 maggio, città buia e atmosfera surreale, la testimonianza delle persone che sono rimaste, come detto, al buio a causa del blackout nella penisola iberica. Il riconoscimento del CT della nazionale di volley femminile, Julio Velasco, laurea ad honorem, maestro del volley e di vita, cerimonia il 12 maggio all'Università di Trieste, dottore in psicologia, l'approfondita competenza tecnica e tattica, la capacità di ispirare è una lezione esistenziale. Il vero risultato ha vinto tanto, ma il suo talento più brillante è la capacità di attraversare interessi e passioni, e quindi Velasco sarà insignito della laurea ad honorem all'Università di Trieste il 12 di maggio. Stop al treno Trieste-Fiume per lavori sulla rete slovena. La connessione sperimentale dei tre popoli non verrà riproposta durante il 2025. Le cause? Scarsa risposta dei passeggeri, poca pubblicità e partenza da officine. In 5 mesi del 2024 un totale di 8.273 biglietti staccati, in media 50 al giorno. E questi numeri, in aggiunta a altre cause come i lavori sulla rete slovena, hanno portato dunque alla sospensione del servizio. Il nuovo asilo italiano di Fiume sarà inaugurato a settembre, scuola e comunità nazionale. Quell'avventura sul mare, prima che l'Adriatico finisse per disintegrarsi, e l'incontro con il libro di Turcinovic presentato a Bruxelles, un amaro di Parenzo, primo al London Spirits, il premio alla gara internazionale. Andiamo al vertice internazionale, l'iniziativa dei tre mari si ritrova a Varsavia, accolti 2 nuovi paesi. La rete di stati dell'Europa centro-orientale ha tenuto in Polonia il raduno annuale, Albania e Montenegro inseriti come associati, focus sui progetti delle infrastrutture in particolare. Poi il nodo del gas, sull'energia, gli Stati Uniti in aiuto a Zagabria e a Belgrado. Nella pagina successiva l'economia, Illy Caffè, consiglio di amministrazione rafforzato, pronti a raddoppiare nei prossimi 5 anni, annunciato l'ingresso nel board di Bizzarri, Tondato e Todd, confermata l'amministratore delegato Cristina Scocchia. Il presidente Andrea Illy dice: vogliamo continuare a crescere negli Stati Uniti, ma con prudenza. Infatti il suo riferimento è proprio quello dei dazi. Per mitigare la volatilità puntiamo sul livello di servizio e sull'esperienza. Produrre negli Stati Uniti è una necessità, le catene del valore sono troppo diverse. Gasparetto, presidente Andriolo, nuovo amministratore delegato per Acegas APS e AMGA, con Gasparetto dunque che ricopre la carica più alta. A2A dice no al nucleare, autonomia energetica e più fonti rinnovabili. Questo emerge dall'assemblea. Andiamo al Trieste Airport, via libera ai conti, risultato record a quota 4,8 milioni di euro. I soci hanno approvato il bilancio 2024 e confermato il consiglio di amministrazione. L'amministratore delegato Consalvo, primi 3 mesi, passeggeri in crescita del 41,6%. Andiamo a sentire direttamente le parole di Consalvo e di Marano, intervistati ieri proprio al Trieste Airport. Siamo passati da 700.000 passeggeri del 2022, 15 destinazioni nel 2022, a 27 destinazioni in quest'estate, 25 nel 2024, 1,3 milioni nel 2024, quindi sostanzialmente è raddoppiato il traffico. Traffico di passeggeri da record, bilancio in crescita e nuovi investimenti in vista al Trieste Airport. L'Assemblea dei soci d'Aeroporto Friuli Venezia Giulia ha approvato il bilancio d'esercizio 2024, chiuso con un utile netto di 4,77 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 3,2 milioni dell'anno precedente, e ha rinnovato il Consiglio d'amministrazione per il triennio 25-27, confermando tutti i membri uscenti. Nel 2024 i passeggeri sono stati oltre 1.300.000, il 41,5% in più del 2023, e anche il primo trimestre di quest'anno registra una forte crescita. È un aeroporto che ha cambiato profilo e che nei prossimi 3 anni avrà la sfida più importante, non solo dico per consolidare, ma per continuare questa crescita. È chiaro che alcuni mercati, parlavo prima dell'est, ma ci sono anche mercati come la Spagna. Noi oggi abbiamo 3 destinazioni, credo che l'anno prossimo ne aggiungeremo sicuramente un'altra, vedremo quale. Sicuramente ci manca Madrid.
cercheremo di centrare questi obiettivi ambiziosi che sostanzialmente si estrinsecano con una crescita del traffico a doppia cifra per i prossimi anni e quindi naturalmente collegati a una estensione del network di collegamenti che questo scalo offre. La sinergia che l'amministrazione regionale può offrire in più e continuerà ad offrire è quella degli investimenti per favorire i traffici su gomma e su rotaia, ma non solo, anche per rendere il più attrattivo possibile lo scalo con il nostro punto, la nostra sede di Promoturismo FVG. Nella stessa pagina leggiamo altri articoli. Electrolux chiude inutile ma rivede le stime sugli Stati Uniti, i conti del primo trimestre, e poi Professional, vendite stabili, redditività in miglioramento, i conti sempre del primo trimestre dal quartier generale di Electrolux Professional. Nella pagina seguente Mediobanca, Banca Generali, l'approvazione della borsa. Il titolo dell'istituto milanese che ha lanciato l'OPS ieri in crescita del 5,27%, intanto l'assemblea di Intesa San Paolo conferma Messina e Grospietro con le operazioni che si stanno definendo tra Mediobanca e Banca Generali. OPAS sui limiti, la BCE dà via libera a Banca Ifis, questo è l'altro versante. Andiamo a superare la pubblicità, ci troviamo nuovamente nella sezione della cronaca di Trieste, allora facciamo un rapido passaggio anche qui per andare poi alle altre notizie del piccolo che abbiamo tralasciato nella lettura, ovvero intanto le segnalazioni con la mostra Il coraggio della libertà che ricorda Sergio Ramelli a 50 anni dalla sua morte, e qui lo vediamo proprio il taglio del nastro che è avvenuto nella giornata di ieri. Ancora per le segnalazioni, la cerimonia a Morrupino, le celebrazioni del 25 aprile, e poi giallo biologico sull'esopianeta nel laboratorio con Fabio Pagan. Artista di Scoglio in riva al mare in questa foto che è stata inviata dal lettore del piccolo Dario Violin dal titolo Artista di Scoglio, un curioso disegno che colora appunto gli scogli. Sarà forse lo stesso lettore, l'autore dell'opera, con gli occhi e gli occhiali dipinti su alcuni degli scogli sul lungomare di Trieste. I valori della democrazia tra memoria e futuro, 80 anni dalla liberazione, incontro pubblico nella sede di Piazza Puecker che si è animata di testimonianze e interventi a ribadire la forza della resistenza come atto di cittadinanza. Accanto in via Cologna Corone il ricordo della resistenza nella commemorazione con la deposizione della corona è un momento di raccoglimento. Pagina della cultura, Tiepolo, il Nuovo Testamento. La studiosa americana Galt ha raccolto in un libro i disegni religiosi di Gian Domenico, un'opera sconosciuta realizzata dall'artista nella villa di Zianigo negli ultimi anni di vita. Arcimboldo, Bassano e Bruegel, la natura in mostra a Vienna. Ancora pagina di cultura e spettacoli, Tony F live a Go 2025 alla Casa Rossa Arena. Sulla scia platino di Icon, il 13 luglio il concerto esclusivo in Friuli Venezia Giulia per rendere omaggio alla capitale europea della cultura. Il Far East Film Festival premia il grande sognatore Tsui Hark, oggi a Udine riceve il Gelso d'Oro alla carriera. When We Were Kings al Dom, lo Spirito Club anni 90 con la musica, e poi una 3 giorni per riflettere sulla libertà di stampa. Le ali delle notizie, al via oggi l'iniziativa Ronchi dei Legionari con un incontro dedicato a Padre Dall'Oglio. Ancora spettacoli e appuntamenti con il cinema, la notte del Conte Rosso in sala gli autori del documentario, alle 21 al Cinema Super. E poi a Gorizia, La pazza della porta accanto, una mostra celebra Alda Merini. Siamo allo sport, l'Europa in pugno. Basket, il successo di Cremona ha riportato Trieste al 6° posto che garantirebbe la partecipazione alla Coppa Europea, la Champions League. Qui la corsa dei playoff con la parte alta della classifica, Bologna in testa con Trapani a 42 punti, poi Brescia e Trento a 40, Milano a 38, Trieste e Reggio a 34, Venezia a 30 e Tortona a 28 punti. La vittoria di Trieste la proietta sempre più in una posizione di comodo per le coppe europee,
anche se mancano ancora alcune partite alla fine della stagione regolamentare. Febbre da play-out, già 4 pullman di tifosi per la gara di Caldiero, si gioca alle 20. L'Unione sabato fa un test a Ferrara col Naspal a porte chiuse, una partita amichevole che serve per mettere minuti sulle gambe anche a quei giocatori che sono rientrati recentemente dagli infortuni, ma anche per mantenere il ritmo, visto che ci sono 2 settimane dall'ultima di campionato alla prima di play-out di fra virgolette assenza di partite, e quindi la scelta di un amichevole che spezza questo momento, diciamo fra virgolette, di riposo, visto che comunque gli allenamenti sono in corso, come diceva Tessera in sala stampa, doppio turno di allenamento ogni giorno in settimana. Pari con rammarico per gli Under 17 sul campo di Salò, la formazione allenata da Benecchi cerca il migliore piazzamento per i playoff. Siamo anche alla Spring Run, pronta per lo start con una 21 km che darà spettacolo. La più partecipata kermesse dedicata alla corsa comincia oggi con la Young, ovvero i più piccoli delle scuole che sfileranno, come abbiamo sentito anche dalla polizia locale, in Piazza Unità questa mattina. Allora andiamo a vedere il servizio dedicato all'evento della Trieste Spring Run, subito dopo noi ci fermeremo poi alla pubblicità e ci rivedremo tra pochi minuti in compagnia di Daniela Rossetti, responsabile provinciale di Azione. Conto alla rovescia per l'edizione 2025 della Trieste Spring Run, in programma dal 30 aprile al 4 maggio. Organizzata dall'APD Miramar con la collaborazione di Trieste Atletica APS, la coorganizzazione del Comune e il sostegno della Regione, la Trieste Spring Run, 10.000 iscritti lo scorso anno complessivi, ancora una volta si propone come una kermesse sportiva in grado di coinvolgere l'intero territorio. Io ricordo sempre il bello di vedere anche nella parte competitiva, dove in teoria ci sono gli agonisti che quando arrivano da fuori territorio, da fuori città, da fuori regione e passano il cavalcavia di Sistiana, arrivano in Costiera, la prima cosa che fanno è fermarsi e fare una foto del nostro bellissimo golf. Una vetrina meravigliosa città di Trieste, una coorganizzazione con il comune di Trieste che è lieto di abbracciare questo evento sportivo, che non solo è un evento competitivo ma un evento aperto anche alle famiglie, ai bambini, con un'attenzione sempre alla solidarietà e alla beneficenza. Fra gli sponsor generali Despa, la Cegas APS Amiga, la Fondazione CR Trieste, Charity Partner il Burlo Garofalo, presente durante l'intera manifestazione con attività informative e raccolta di fondi per sostenere progetti dedicati ai bambini. Anche quest'anno poi le persone più fragili potranno partecipare gratuitamente. La Trieste Spring Young del 30 aprile apre il sipario, un evento dedicato agli alunni delle scuole primarie, arricchito quest'anno dalla presenza in piazza di uno dei dinosauri dell'azienda Zoic, detto di un seminario dedicato all'atletica e di una serie di concerti nelle piazze del centro città. La giornata di domenica 4 maggio resta il momento più atteso. Alle 9:30 parte la Trieste 21K, mezza maratona competitiva da Duino in Piazza Unità. In contemporanea la Bavisela Family Run, 7 km non competitiva da Miramare. Vengono dalle parti di tutto il mondo, si può dire, no? Dalla Slovenia, dalla Croazia, dal Portogallo, dalla Spagna, quindi la gente, diciamo così, almeno nella comunità europea, ma abbiamo anche avuto dei giapponesi che vengono, è una cosa assurda, ma però è reale, sono interessati e vengono a partecipare a queste iniziative importanti della città, ma anche per gli altri. Ben ritrovati in diretta con noi, con Sveglia Trieste, in compagnia di Daniela Rossetti, segretaria provinciale di Azione. Ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Ci sono diverse situazioni in città che molto spesso anche trattiamo, voi con i collegamenti ma anche con gli ospiti in studio, che sono un po' come meteore, se ne parla, poi non se ne parla più e talvolta si dimenticano. Faccio un esempio che ho in qualche modo trattato soprattutto nell'ultima campagna elettorale con diversi partiti, quella comunale proprio per le elezioni del 2021, che era, per fare un esempio, il mercato coperto. Tanti si erano occupati di come rilanciarlo, cosa poter fare, cosa ipotizzare, un po' tutti i partiti, se non i partiti almeno le coalizioni.
si sono spese a riguardo e poi non ci sono stati grandi sviluppi, o se ci sono stati sotto traccia e non sono stati comunicati. Questo è un esempio su tutti. C'è anche un altro esempio, quello del giardino di via San Michele, che è stato preso anche in maniera piuttosto seria in esame anche dal comune, quando mi ricordo una commissione aveva invitato anche la responsabile che in quel momento curava, quella dell'associazione Andandes, proprio il giardino, confronti, scontri anche diciamo verbali, perché le intese non erano in linea fra le parti, e poi punto di domanda. E poi il nulla, come purtroppo spesso accade. Questo effettivamente sono d'accordo, è un esempio lampante di quello che si potrebbe fare, di quello che è stato fatto nella realtà, quindi non sono sogni, invenzioni, sono realtà, e che poi per vari motivi viene abbandonato, non viene seguito. Vediamo tante situazioni in città, giustamente, sono tanti gli esempi di cose che poi vengono trattate magari per convenienza durante la campagna elettorale da tanti partiti, ma poi vengono abbandonate. Allora, il giardino di San Michele è una realtà, era una realtà che dovrebbe essere considerata un esempio per questa città. Non solo doveva essere mantenuta in quel giardino lì, ma dovrebbe essere esportata anche in altre zone della città. Giardini, ma non solo. Lì cos'era successo? Ce lo ricordiamo, io ho 53 anni, quindi me lo ricordo, il giardino di San Michele degli anni diciamo 80-90, era un giardino abbastanza abbandonato, frequentato da persone molto borderline, drogati, c'erano le siringhe piantate nei vasi, invece di fiori c'erano le siringhe, quindi un giardino complicato, difficile. Un giardino di quartiere, finché un'associazione, Andandes, nel 99, se non ricordo male, lo prende in carico e inizia ad organizzare tutta una serie di attività all'interno del giardino, con la cittadinanza. Quindi coinvolge le persone del quartiere per dare nuova vita a questo giardino. Quindi lo ripulisce nel vero senso della parola, cioè proprio fisicamente la pulizia dei sentieri, delle strade, del verde, eccetera, e inizia a farci delle attività lì dentro. Insieme al Comune di Trieste crea anche delle zone di studio, mettendo a disposizione dei tavoli insieme anche all'Università di Trieste per lo studio dei ragazzi. C'era una zona in cui c'erano giochi per i bimbi, libri, quindi chi voleva andava lì, prendeva, giocava, rimetteva via. C'era una cucina per cui venivano fatte anche organizzate delle festicciole per i bimbi, eccetera, e poi veniva fatto tutto un servizio, diciamo, di assistenza sociale, perché le persone di Andandes erano persone competenti in materia, quindi riuscivano anche a capire problematiche legate a droga, a disagi vari, per cui facevano anche supporto alle famiglie, supporto alle persone, davano le indicazioni, le accompagnavano al consultorio, tutta una serie di attività, e quel giardino lì è diventato, da essere un posto da evitare assolutamente, a essere un posto veramente frequentato dalle persone del quartiere, e non solo, essere un posto vivo, un centro di aggregazione, è diventato un posto sano. Poi cosa succede? Succede che le strutture, per esempio la struttura all'interno della quale è stata comprata questa cucina, inizia ad avere dei problemi strutturali, ci sono delle perdite d'acqua, e il comune, proprietà comunale, quindi il comune dovrebbe intervenire per sistemare la struttura, e poi il comune dice all'associazione che devono provvedere allo sfalcio del verde, il verde è quello importante, perché Andandes faceva la manutenzione del verde, ma la piccola manutenzione, non è che erano un'azienda strutturata per fare sfalci importanti. Quindi il comune impone questa cosa qui, l'associazione non se lo può permettere, non ha i fondi, non ha le competenze, non ha gli strumenti per farlo, c'è anche un problema di sicurezza. E inizia appunto questa disputa fra associazione e cittadini e comune dall'altra parte. Risultato netto è che un anno fa circa, a febbraio 24, Andandes riconsegna le chiavi del giardino al comune e la cosa viene chiusa così. Ad oggi la cucina è chiusa con le perdite d'acqua, tutta la zona di giochi, libri, eccetera, è chiusa. Il giardino
diciamo, non è abbandonato a se stesso, perché comunque il comune un minimo di manutenzione... ha rifatto tutti i giochi però, no? Il comune, ha rifatto i tutta giochi, la parte dei sì, giochi dei bambini, il i tappeto, giochi dei bimbi, sono tutti nuovi. Sì, sono nuovi, però tutto il resto del giardino non è più seguito come era una volta, e in più la cosa importante è che non è più un centro e un punto d'aggregazione. Non è più il giardino di quartiere in cui le persone andavano lì, trovavano sempre qualcuno, c'erano le attività, era un centro vivo. È un giardino bello, perché è un bel giardino, però è un po' abbandonato a se stesso, quindi è un luogo neutro. In più c'è anche un altro effetto, l'effetto del turismo, perché tutta quella zona lì, tutto quel quartiere lì è diventato molto molto turistico. Con le navi da crociera quel giardino è attraversato da centinaia di persone ogni giorno che vanno appunto dalla nave a San Giusto, e quindi è diventato anche meno rivolto, diciamo, alle persone del quartiere, più rivolto al turismo, quindi è cambiata proprio un po' la struttura del quartiere. Però quello che mi interessa sottolineare qui è che quel modo di gestire le cose, quel modo di gestire gli spazi pubblici è un modo sano. Il comune non è che deve investirci tantissimo, deve fare la manutenzione minima delle strutture, perché devono essere assolutamente in sicurezza, ma poi ci sono delle persone sul territorio che si mettono a disposizione per creare l'ambiente giusto, per creare le attività, per creare tutta una rete di persone che possono poi adoperarsi per il territorio. Quindi anche senza l'impegno di tanti soldi, si fa una sana prevenzione sociale, io la chiamo così, per permettere anche a tutti, a un misto di persone tra bimbi, anziani, persone in difficoltà, di vivere insieme serenamente un posto bello della città. E di questi posti ce n'è tanti. Mi viene in mente per esempio un'altra associazione che si chiama Trieste Altruista, che gestisce il giardino di Ponziana. Fanno la manutenzione del verde, fanno la pulizia, è un'associazione di volontariato anche quella, e quel giardino, anche lì c'è il giardino è vicino alle case Ater. Quello di via Orlandini. Sì, esatto. Sì. E anche lì stava in una situazione di degrado, e alla fin fine adesso lì non ci sono strutture per cui non si possono fare attività al chiuso, però il giardino adesso è ben tenuto, fanno l'orto, fanno la pulizia, ed è un qualcosa di cui la cittadinanza si prende cura. È chiaro che però il comune deve creare le condizioni per questo. Quindi il mio appello all'amministrazione comunale è quello veramente di sfruttare l'energia positiva che c'è nelle persone di questa città, che vogliono mettersi a disposizione e che creano situazioni sane, perché anche discutendo con rappresentanti politici di partiti della maggioranza, c'è sempre l'idea che il cittadino deve obbedire, deve rispettare le leggi, che è assolutamente giusto, e poi se non lo fa c'è la repressione, quindi la polizia, quindi le zone rosse, quindi tutte queste cose, le volanti, i poliziotti che stanno lì ad aspettare che forse succede qualcosa, forse no, e che secondo me potrebbero essere utilizzati in modo migliore. Io se fossi una poliziotta sarei nera, perché stare lì tutto il giorno in un posto fondamentalmente a non far nulla non è quello che dovrebbe fare un poliziotto, e lasciare invece presidio del territorio a chi lo vuole fare, e ci sono queste persone, ci sono queste associazioni. Un'altra cosa da fare è quella di fare rete, perché appunto le associazioni ci sono, però manca un po' la capacità forse di fare rete, di mettersi insieme e di creare efficienza, quindi anche di aiutarsi l'un l'altro e di esportare esempi positivi di un quartiere, di un rione, in altri quartieri della città. Quindi noi stiamo lavorando su questo, adesso abbiamo parlato con Andandes, vediamo con Trieste Altruista, vediamo un po' di creare
le condizioni affinché questi esempi positivi possano essere non solo manutenuti dove c'erano, come il Giardino di San Michele, ma anche esportati in altre zone della città. Questi sono veramente degli esempi brillanti. Ma quindi lei dice si risolve la questione del Giardino di San Michele col buon senso? Il Giardino di San Michele, la cosa fondamentale è mettere in sicurezza queste zone chiuse, diciamo, no? Quindi la parte dove c'era la cucina, sì, perché hanno proprio le perdite d'acqua, piove dentro, c'è elettricità, c'è tutto, se piove dentro non è il massimo. Quindi il comune deve prendersi carico di questo e dopodiché sperare che l'associazione abbia ancora voglia di rimettersi in gioco, se non saranno loro magari qualcun altro. Il comune deve prendersi in carico tutta la manutenzione del verde, quello grande, grosso, gli alberi, eccetera. Però secondo me quest'anno passa così, speriamo il prossimo anno si possa cioè 2026? Fare sì. Ah, proprio quest'anno lo abbandoniamo già a maggio? E l'abbandoniamo, sì, perché se il comune non interviene sulla messa in sicurezza degli ambienti... Ma non può essere recuperabile nei prossimi mesi questa situazione qua? No, perché devono essere allocati prima i soldi. Ok, quindi non ci sono tempistiche soldi, che vanno sicuramente verso il prossimo anno. Sì. Ok. Per ben che va, cioè speriamo che sia il prossimo anno. Ci si siede a un tavolo. Esatto. Ho capito. Esatto. Le leggo un paio di mail, ci fanno cambiare argomento. Premetto di non votare Forza Italia ma di occuparmi di politica da decenni. È notizia che Forza Italia potrebbe uscire dalla maggioranza a Monfalcone per andare all'opposizione. Una tale strategia, a mio parere, sarebbe un suicidio politico. Non mi vedo il partito di Berlusconi in contrasto alla maggioranza di centrodestra con i sinistri a loro volta alleati, con gli islamici e via dicendo. Berlusconi, italiano doc, non l'avrebbe mai permesso, scrive Piero. Lei ha visto questa dinamica di Monfalcone, cosa ne pensa? Così commentiamo anche questa mail, poi magari torniamo su altro. Penso che ci sono tante divisioni all'interno del centrodestra, penso che le posizioni su temi importanti, fondamentali tra i tre partiti, diciamo Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, che formano la coalizione di centrodestra, ci sono posizioni importanti che sono molto diverse fra questi partiti e difficilmente si riesce a governare se ci sono tali differenze. Questo è molto più evidente a livello nazionale, penso per esempio alla politica estera, in cui veramente le posizioni sono opposte e la politica estera oggi come oggi è forse una delle cose più importanti che ci sia perché entra nelle nostre vite prepotentemente e per cui lì bisogna capire quanto stare in una maggioranza di governo sia importante rispetto al tenere il punto su alcuni principi fondamentali che hanno questi vari partiti, per esempio Forza Italia, vedersi vicino a un partito che chiaramente è filo Putin, eccetera, credo che faccia abbastanza fatica. Una mail ci chiede se domani saremo in onda. Domani, il 1° maggio, non saremo in onda con la trasmissione, già lo anticipo insomma anche ai telespettatori, e se il Piccolo sarà in edicola credo di sì, perché i colleghi del Piccolo lavorano oggi per uscire domani, quindi è più probabile che non ci sia il giornale dopodomani, perché magari domani fanno festa e quindi non pubblicano per il giorno successivo. Un'altra mail ancora: buongiorno, dopo l'allungamento della corsa dei bus 19-20 fino a Barcola, mi chiedo se non sia possibile creare una linea diretta che passi lungo le rive arrivando fino a Miramare, almeno durante la stagione estiva, sull'esempio del bus numero 36, eliminando così la necessità di cambiare autobus. Questo renderebbe più semplice il viaggio verso Barcola e ai cittadini durante l'estate, sarebbe utile anche ai turisti e croceristi che vogliono visitare Miramare. Buona giornata e saluti. Quello dei collegamenti estivi è sicuramente un tema che si ripropone ogni anno, da e per la zona di Barcola e di Viale Miramare. E poi i bus storici sono il numero 6, il numero 36, che poi vede un potenziamento durante l'estate. C'è stato un esperimento di qualche anno fa, se non sbaglio, con il numero 80, che passava per Campomarzio e arrivava verso Porto Vecchio, quindi congiungeva nel primo tratto di Viale Miramare. Poi deciderà Telese Trasporti cosa attivare, insomma. Credo che sia comunque un buon esempio di elasticità di servizio, no? Sì, anche perché Barcola d'inverno diciamo non è
non ha la stessa cosa di Banca frequentata d'estate, c'è tutta Trieste, quindi insomma è chiaro che la necessità di avere un trasporto pubblico efficiente, soprattutto d'estate, è grande. E già il fatto di aver appunto prolungato queste 2 linee è importante, però sono d'accordo, una linea che faccia tutta le rive, diciamo da Campomarzio fino a Miramare, sarebbe utile. Adesso poi con gli autobus elettrici la cosa diventa ancora più interessante, secondo me. Un'altra mail: c'era una volta il guardiano dei giardini di Trieste, ultimo credo sia stato quello di Villa Revoltella. Chi ha in carico la manutenzione dello stagno del parco? Si può trovare una soluzione alla mancanza di supervisione, pulizia e mantenimento del verde dei giardini triestini? Questo si riallaccia a San Michele. Villa Revoltella è un altro esempio di un parco meraviglioso, perché è bellissimo, però è completamente in abbandono, diciamo. Ci sono zone che sono lì, chiaramente trascurate e che chiaramente stanno un po' andando a pezzi. E ci sono altri giardini anche più piccoli, però importanti, perché stanno all'interno dei quartieri, che andrebbero appunto manutenuti. Allora il comune ha denaro, l'abbiamo visto anche nell'ultimo bilancio, quindi il denaro c'è, i soldi ci sono. Spendiamoli per cose che possano aiutare le persone a vivere meglio, semplicemente a vivere meglio. Quindi dove c'è materia prima, come il Parco di Villa Revoltella, usiamole, facciamo la manutenzione, non è una cosa impossibile, è semplicemente una scelta politica. Quindi la scelta è: vogliamo che queste strutture siano utilizzate dai triestini, che vengano vissute, i bimbi possono andare a giocare, si possa andare a passeggiare, gli anziani a stare seduti su una panchina sotto un albero. Cioè, ci sono, usiamole. Abbiamo una telefonata, Rossetti, sentiamo, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno. Dottor Gullotta, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Buongiorno. Guardi, io rimango basito davanti a tanti argomenti che incidono minimamente sulle famiglie. Quello che incide in questo momento è soprattutto la miseria. Qua a Trieste abbiamo delle peculiarità che i politici le negano, falsando le cose e non dicendo la verità. Sappiamo benissimo che il trattato di pace è sempre legge della Repubblica Italiana, con tutti gli allegati. Abbiamo un porto franco internazionale che è unico al mondo, darebbe sviluppo economico non solo a Trieste, ma nel raggio di qualche centinaia di chilometri. Abbiamo adesso famiglie dove c'è gente che lavora che sono in miseria, il 10% era sabato sul giornale. Ma stiamo scherzando? Ma voi politici, chiedo anche alla signora, ma non vi vergognate mai un po'? Avete tanta paura della verità? Non devono decidere gli altri. Prima di tutto dobbiamo avere noi il coraggio di dire quello che c'è. Parliamo di leggi, non parliamo di ideologia, non parliamo di sogni, parliamo di leggi. È la 3054 del 52 che fa del trattato di pace legge della Repubblica Italiana. In quel trattato ci sono gli allegati. Perché non chiedete un bilancio separato? Perché non chiedete la verifica dell'IVA, della legge 633 che istituisce l'IVA? Perché non avete questo coraggio? O pensate solamente ai giardini? Bellissimo, quando avremo i nostri diritti, quando voi avrete il coraggio della verità. Spero una risposta, grazie e una buona giornata. Che risposta da Rossetti? Ma che io onestamente non so di cosa dovrei vergognarmi personalmente. Noi come Azione abbiamo fatto un'interrogazione parlamentare sia in Senato che in Camera sull'extraterritorialità doganale del porto affinché venga applicata a pieno regime, quindi sono d'accordo che il porto ha delle potenzialità e già lavora molto bene, ma ha delle potenzialità maggiori e ancora più grandi di quelle che ha oggi, che andrebbero sfruttate a pieno.
e dopodiché invece sul territorio libero è superato dai fatti, dagli altri trattati che si sono succeduti al memorandum, e quindi è una cosa che la storia ha superato. Dopodiché che il problema non sia nei giardini, sono d'accordo, cioè non è che se noi sistemiamo i giardini abbiamo risolto i problemi di tutti, ci mancherebbe. E il problema sono che la mancanza di lavoro, gli stipendi bassi. Noi abbiamo fatto la proposta di legge sul salario minimo, quindi per l'amor di Dio, la sanità, cioè di problemi purtroppo, se vogliamo fare la lista, stiamo qua tanto tempo. Però quello dei giardini è un problema che può risolvere il comune a bassissimo costo, quindi è una cosa che si può fare facilmente e che darebbe un po' di agio alle famiglie triestine e ai cittadini di Trieste. Dopodiché a me ha fatto amaramente sorridere, per esempio, l'intervista che avete fatto ieri al sindaco, al nostro sindaco, che è andata in onda a Sveglia Trieste, Sì. e in cui Paladin chiedeva qual è la sua agenda oggi. E il sindaco ha risposto: oggi è difficile perché sa, tra la prima Rossetti, il Verdi, le cene, i pranzi è dura. Ecco, sindaco, le cene, i pranzi e le prime Rossetti non è la vita dura è un'altra. Quindi sono d'accordo col telespettatore che diceva che c'è la miseria, quella è la vita dura, quindi anche un po' di rispetto verso le persone che di vita dura ne sanno. E le assicuro, sindaco, che non è andare al Verdi, al Rossetti e fare le cene. Altra telefonata prima della pubblicità, buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Prego Luigi. Un saluto a Bullotta e un saluto alla Daniela Rossetti. Buongiorno, ci dica. Buongiorno, ecco, lei non si deve vergognare di niente, guarda, mi creda, perché qua se si devono vergognare sono i signori di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, quelli che hanno in mano i soldi, ecco. Poi un'altra cosa, dato che il Comune ha risparmiato tanti milioni, no? Ecco, li impiegassero nel sociale, non so, assistenza agli anziani a casa, una ristrutturazione alle scuole, agli asili, ecco, quello lì li potrebbero spendere e nessuno si lamenterebbe. Salve, saluto. Grazie Luigi, grazie. Sicuramente rammaricato. Saluto Luigi, e ha sollevato un punto importante, perché appunto i soldi che ci sono andrebbero spesi. Un comune non è che deve fare utile, un comune dovrebbe andare in pareggio di bilancio e spendere i soldi che ha per la comunità, per il bene della comunità. Nelle politiche sociali c'è un mondo. Però c'è una grande spesa sul sociale. C'è una grande spesa. Trieste è una delle città che spende di più in Italia, sì. Insomma. Poi come non lo so, però... Ecco, il come bisognerebbe vedere, e in più abbiamo anche tanti problemi, perché per esempio noi siamo una delle città più anziane d'Italia. Certo, senza dubbio. E chiaramente una persona anziana ha più esigenze di un ventenne. Certo. E per cui che spendiamo di più ci sta. Poi appunto bisogna vedere come. Noi nello specifico abbiamo iniziato da qualche settimana dei banchetti d'ascolto sull'assistenza agli anziani e sulla gestione delle case di riposo, quindi stiamo raccogliendo un po' di feedback da parte dei cittadini su questo tema qui. Lo stiamo facendo in tutti i rioni della città, ieri eravamo a San Giacomo, oggi via da qua andrò a Borgo San Sergio con alcuni colleghi per incontrare le persone e parlare con loro e capire effettivamente quali sono le maggiori esigenze, perché una cosa sono le case di riposo, però sappiamo quali sono i costi e non tutti se le possono permettere. L'assistenza domiciliare c'è, però ha tutta una serie di problemi. Intanto tantissime persone non sanno che possono richiederla, quindi c'è proprio un problema di informazione, quindi una delle attività che facciamo è anche questa, dare informazioni alle persone. E poi abbiamo per esempio uno dei problemi che ci sono, che stiamo appunto scoprendo, parlando con i nostri cittadini, è il fatto che una persona anziana
che è ancora abile nel pieno delle sue attività e delle sue capacità, ma magari ha problemi di deambulazione, quindi ha problemi a camminare, e abita in un appartamento al primo, secondo, terzo, quarto, quinto piano senza ascensore. E di case così a Trieste ce ne tantissime. Tante, sì. Allora una persona così alla fin fine viene reclusa in casa perché non c'è nessun servizio a un costo, diciamo, decente, che prenda queste persone, le accompagni al piano terra. Poi queste persone potrebbero andare a farsi il caffè con gli amici, al cinema, a teatro, eccetera, e poi le riaccompagni su al terzo, quarto piano. Esistono associazioni che fanno questi servizi, ma sono molto costosi. Per cui questa è una cosa che potrebbe essere fatta anche qui, utilizzando associazioni di volontariato che ci sono, basterebbe un coordinamento. Quindi stiamo appunto facendo queste attività nei vari rioni della città, ci vedrete in giro sicuramente fino a fine maggio, poi vedremo. Stiamo anche facendo dei questionari su questo e poi faremo delle proposte concrete, ne parleremo con l'assessore alle politiche sociali per cercare di poter realizzare qualcosa nel concreto. Dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, saremo con voi tra poco. Bene, ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Daniela Rossetti, segretaria provinciale di Azione. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, è in linea, prego. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a lei, alla redazione, ai gentili ospiti e tutti i telespettatori delle 4. Dica. Ecco, io volevo semplicemente agganciarmi un po' a alcune cose dette dalla gentile Rossetti, sì, e inerente soprattutto a come si esprime il cittadino nei confronti della cittadinanza, perché anche il fatto di dire che è una vita dura, come ha detto lei prima, per fare diciamo, le prime da Rossetti, eccetera, eccetera, è a mio avviso scandaloso nei confronti dei cittadini, perché la vita dura, come ha detto la Rossetti, è quella proprio di seguire la fascia debole della popolazione, la debolezza. Però si è dimenticata anche di dire una cosa, che poco tempo fa, circa un mesetto fa, grosso modo, mesetto e mezzo, adesso non ha tanta importanza, un cittadino triestino che con dei problemi, con dei grossi problemi, è andato in escandescenza davanti a Sant'Antonio Nuovo. Niente di che, niente di tale, ma se lui è andato in escandescenza è perché conosciamo tutti la coperta corta dell'ASL, no? Anzi della Rugi, perché lo sappiamo benissimo. Bene, davanti a un'intervista, così una richiesta di commento del fatto, il primo cittadino si è limitato a chiamarlo grassone. Di conseguenza questo dà il senso del distacco che c'è fra noi e loro. Poi volevo un po' richiamare l'attenzione sulla Rossetti, che non sono d'accordo su lei sul fatto che Revoltella costi poco. Guardi, Revoltella non è che costa poco, costerà tanto di più per un semplice motivo, perché ormai lo stato di degrado, di abbandono di Revoltella è di natura talmente tale, grossa e forte, che ad esempio la casa di Revoltella, quella estiva, sta diciamo letteralmente crollando. Sì. Tutte quante diciamo, le varie statue diciamo, che erano diciamo, d'abbigliamento del parco diciamo, sono ormai rotte, rovinate, eccetera, eccetera. Non è così, è peggio di quello che lei ha detto. Le consiglio proprio di andare a vedere, perché si renderà conto quanto peggio è dalla sua analisi nella realtà. Poi volevo un attimino intervenire per quanto riguarda la telefonata prima del trattato di pace e poi chiudo. Sì. Allora, la questione del territorio libero, sì, territorio libero no, per me è già superata, per un semplice motivo, perché il concetto del territorio libero di Trieste, ripeto il concetto, c'è l'extraterritorialità, eccetera, eccetera, è stata ripresa, fatta propria in toto dalla Unione Europea. Allora lì ci sono due fronti, o vogliamo il territorio libero o applichiamo le norme dell'Unione Europea. Cosa dovrebbe fare la politica locale? Anziché perdere tempo nel definire grassoni i propri cittadini, dovrebbe fare fronte comune affinché il governo si interessi affinché Trieste possa avere diciamo,
il proprio spazio economico, no? Che adesso ci è stato sottratto rubando quei 60 ettari di zona desmagnalizzata. Però adesso voglio dare ancora un dato, che questa è veramente una chicca, che non se ne parla tanto. Allora, per quanto riguarda il trattato di resa incondizionata dell'Italia il 10 febbraio del 1947, è tutto pubblico tranne 8 regolette, adesso mi viene in mente il nome, 8 capitoli. Questi 8 capitoli sono coperti da segreto di Stato tuttora. Circa 3 anni fa, grosso modo, il governo britannico ha desecretato quei 8 capitoli segreti tuttora qua. È un giornalista della RAI, adesso mi sfugge il nome, però è specializzato come storia, si è andato a leggerli, a vederli, e ha scoperto che quegli 8 capitoli prevedono 2 cose: che la politica interna italiana, ripeto, la politica interna italiana viene decisa dagli Stati Uniti, la politica estera italiana viene decisa dalla Gran Bretagna. Ecco, se non vogliamo parlare col governo possiamo parlare tranquillamente con i nostri padroni. Grazie, buongiorno. Ok, quindi interna al trattato di pace ci sono 8 capitoli che sono segretati, così ho capito, poi va bene, approfondiremo anche su questo. Sì, non sono esperta di questi 8 capitoli segretati onestamente. Invece volevo commentare sul Parco di Villa Revoltella. Ha ragione, assolutamente ragione. Mi spiego meglio. Quando dicevo che costa poco, parlavo in generale, non nello specifico del Parco di Villa Revoltella, la manutenzione di alcune zone di verde pubblico in città, perché ci sono delle associazioni di volontariato che sono disponibili a farlo. Per questo dico che al comune costerebbe poco. È chiaro che si tratta di ordinaria manutenzione, quindi di fare la pulizia, di curare l'orto, di tenere a posto l'erba, i sentieri, eccetera. Dove invece, come il Giardino di San Michele o come il Parco di Villa Revoltella, ci sono strutture che vanno sistemate, e lì deve intervenire il comune a sistemarle, quindi è chiaro che lì la spesa è più alta. E ha perfettamente ragione lei quando dice che le strutture del Parco di Villa Revoltella sono allo sfascio e sono meravigliose, e quindi è un delitto che vengano lasciate andare completamente, perché giustamente lei sottolinea che se uno fa l'ordinaria manutenzione il costo è relativo, se uno invece aspetta che le cose vadano veramente allo sfascio, poi risistemarle diventa veramente un impegno economico, ma non solo economico, importante. E quindi anche per dire, ma anche semplicemente il giardin pubblico, anche lì ci sono delle strutture che andrebbero utilizzate e non sono utilizzate. Ma insomma, gli esempi sono tantissimi. Quindi sì, bisogna risistemare le strutture, gli edifici esistenti e fare rete con le associazioni di volontariato che vogliono e possono fare manutenzione di giardini anche per renderli luoghi vivibili e utilizzabili dalla cittadinanza. Poi sul modo in cui il nostro sindaco riesce a parlare ai cittadini, lì vabbè, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, delle affermazioni imbarazzanti che vengono fatte. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Prego. Buongiorno loro signori, triestini e friulani. Buongiorno. Ci dica. Basterebbe chiudere le uscite, ma le uscite nessuno le chiude, non lo so il perché. Ci sono praticamente extracomunitari che arrivano e non si sa perché arrivano. E questi bisogna mantenerli e loro si mantengono o con i furti a spese dei cittadini oppure il comune gli dà o la loggia o gli dà da mangiare o con le famiglie, con le Caritas eccetera, ma tutta a spese del popolino. Chiudete, andate a vedere cosa costano e chiudete queste uscite e poi dopo queste persone bivacano e bigheronano lì nelle piazze. A Roma è stato usato il metal detector e perché non si può usarlo lì? Prendete il prefetto per le orecchie e tiratelo su,
o fa le cose o lo mandate via, perché a un certo punto non si può sempre parlare e non risolvere un bel niente. Mezz'ora fa lei, signora, ha detto della sanità, ma si ricorda che 37 miliardi tra Renzi, Letta e altri due hanno tagliato 37 miliardi alla sanità. Quindi cosa volete rivendicare adesso? Ma vergognatevi! Metal detector, grazie, mandi. Rossetti? Sì, mandi. Riconfermo che personalmente non vedo di cosa dovrei vergognarmi. Non sono Renzi, non sono Letta, non sono neanche la persona che in questo momento sta governando comune, regione e Stato nazionale. Chi magari si dovrebbe un cicinin vergognare sono i partiti che hanno promesso sicurezza e fatto campagne sulla sicurezza e oggi non riescono a garantire la sicurezza dei loro cittadini. Io non ho fatto campagna su quello e credo che i metal detector non risolvano la situazione della sanità, per esempio, quindi forse dovremmo trovare soluzioni diverse. Se lei mi dice chiudete le uscite, in un certo senso potrei anche essere d'accordo, nel senso che credo che uno dei grossi problemi del Friuli Venezia Giulia, non è che lo credo, lo dicono i numeri, sia proprio il fatto che tanti nostri giovani escano dalla nostra regione e dall'Italia, perché vanno altrove a cercare migliore fortuna. Credo che sia giusto che un ragazzo vada fuori a fare esperienze all'estero, anche in altre regioni italiane, ci mancherebbe, siamo cittadini del mondo, quindi è giusto andare a imparare, a vedere come funzionano altri posti, poi però dovremmo avere persone che arrivano da noi, perché se noi continuiamo con questo ritmo, tra poco ci sarà il deserto in Friuli Venezia Giulia, a Trieste, forse credo anche a Udine Nord e in Italia. Il nostro paese non riesce ad offrire ai nostri ragazzi le condizioni per poter pensare di avere una vita qui, sul nostro territorio. Svariati problemi, c'è un problema di competitività, c'è un problema di mancanza di lavoro qualificato, c'è un problema di stipendi, un enorme problema di stipendi, c'è un problema di corruzione, c'è un problema di poca meritocrazia, nonostante qualcuno abbia creato il Ministero, no, della meritocrazia, del merito. E quindi al di là degli slogan ci sono tante cose su cui dovremmo concentrarci per creare le condizioni affinché i nostri ragazzi restino da noi. Quindi sul fatto di chiudere le uscite potrei anche essere d'accordo, ma ovviamente è una battuta. Sì. Le leggo un paio di mail, Rossetti. Secondo me il passaggio di gruppetti di 2 o 3 persone per le vie dei rioni e magari anche attraverso i giardini pubblici, rendendosi ben visibili con giubbotti catarifrangenti muniti di torce e l'aumento dell'illuminazione in alcune vie, possono essere un buon deterrente e dare maggiore sicurezza al cittadino, perché le ronde di quartiere devono essere un deterrente per i malintenzionati e non avere il compito di fermare o scontrarsi con i malintenzionati. Cosa ne pensa la vostra ospite? Allora, controllo di vicinato sì, e simili. Simili. Dipende cosa si intende per ronde, perché se le ronde sono gruppi di cittadini che si auto-organizzano per andare in giro con torce, giubbotti, eccetera, io non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché mi ci metto dentro anch'io, siamo impreparati a gestire eventualmente situazioni di emergenza. Ci sono invece persone che sono preparate a farlo, che può essere il famoso poliziotto di quartiere, quindi una persona che ha diciamo, la funzione proprio del controllo e anche di poter intervenire se succede qualcosa, ma ancor meglio gli educatori di strada. Gli educatori di strada sono quelle persone che possono interfacciarsi facilmente perché hanno studiato come farlo, lo sanno fare, sono preparati, con quelle che chiamiamo le persone borderline, quindi persone in situazioni di difficoltà, che può essere droga, alcol, povertà, disagio abitativo, tutte le problematiche che ci possono essere e che ci sono in tante situazioni, a Trieste e non solo. Quindi avere delle persone sul territorio
che possano in un qualche modo vigilare va benissimo, anzi è fondamentale. Penso che il Comune dovrebbe assolutamente farlo, però devono essere persone preparate a farlo, con le competenze e la capacità di fare quella cosa in modo professionale. Se andiamo io, lei e il telespettatore a fare una cosa del genere, probabilmente noi stessi ci troveremo in difficoltà, perché ci sono situazioni che non siamo pronti, non siamo preparati a gestire. E quindi la giustizia fai da te non va bene, e insisto, non è solo la giustizia, la prevenzione è fondamentale, ma effettivamente quello che diceva la mail parlava appunto di prevenzione, no? Quindi quello va bene. Ci colleghiamo con Gianluca Paladin, questa mattina in compagnia dell'assessore alla sicurezza del Comune di Trieste con delega alla polizia locale, perché proprio di una specialità della polizia locale e dell'armamento, quindi del corpo municipale, parliamo ora. In linea a te Gianluca, buongiorno. Buongiorno a voi in studio, nuovo appuntamento con la Polizia Locale al distretto 2 di Via Giulia con l'assessore Caterina De Gavardo, assessore comunale alla sicurezza, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ospiti in studio. Momenti importanti per la Polizia Locale perché si sta andando verso il completamento della fase di armamento di tutti gli agenti presenti sul territorio, ne mancano davvero pochi, poi ci si preparerà anche ad affrontare il tema del lavoro notturno, dicevamo appunto di questi agenti, ma adesso appunto l'assessore ci spiegherà meglio. Allora assessore, di fatto a che punto siamo? Siamo a un ottimo punto, nel senso che dietro a noi c'è il distretto appunto di Via Giulia, che è l'ultimo ad essere stato armato qualche settimana fa, e ora manca soltanto il distretto di Via Locchi e poi il completamento dell'armamento sarà concluso. Si tratta di un processo piuttosto importante che è iniziato, ricordiamolo, nel 2023 alla fine del 2023 con l'armamento prima dei nuclei specialistici, poi si è passati ai reparti motorizzati e ora tocca ai distretti, che sono quella parte della polizia locale che è considerata la polizia di prossimità, quelle persone più vicine ai cittadini, i primi a cui i cittadini si rivolgono per chiedere informazioni. Il distretto di Via Giulia in particolare è composto da 14 persone, esprime 2 pattuglie ogni giorno e si occupa di una parte del nostro territorio piuttosto ampio che va da San Giovanni, tutta la zona del Viale, la zona centrale, quella dove siamo noi ora, per arrivare fino alla nuova bretella, tutta la nuova parte del Porto Vecchio, per cui un'area ampia della città, e sono comunque il primo punto di riferimento della cittadinanza. Questo distretto in particolare è molto gettonato, ricevono tantissime segnalazioni gli operatori di questo distretto, che è un distretto noto alla città e anche molto antico, esiste da tantissimi anni ed è un punto di riferimento per tantissime segnalazioni e denunce. Qui c'era anche la questione del controllo dell'area dei bagni, per esempio. Dicevamo che alcune volte hanno visto impegnati proprio gli agenti in situazioni da gestire, sia meno che più pericolose, insomma. Sì, da quel momento in poi la situazione è stata ancora più monitorata e in questo momento nel giardino pubblico operano anche alcune guardie giurate. Noi, grazie a un contributo regionale, abbiamo la possibilità di avere dei servizi di sorveglianza sussidiaria. Questi servizi, questi operatori sono in strettissimo contatto con la polizia locale e fanno un po' da sentinella sul territorio, segnalano tutto quello che non va e che vedono, in modo tale da poter operare ancora più velocemente. Queste guardie giurate sono concentrate in tutte le aree pedonali della nostra città. Tornando invece al discorso dell'armamento, ci tenevo a dire che nel momento in cui il corpo sarà completamente armato, noi saremo in grado anche di gestire i turni notturni. Sono partite alcune interlocuzioni con la prefettura in questo senso. Durante le notti la polizia locale esprimerà 2 pattuglie e si occuperà principalmente del rilievo degli incidenti stradali, lasciando quindi le altre forze dell'ordine libere di operare su tutti i temi che riguardano ordine e sicurezza pubblica. Dicevamo sono 15, una quindicina gli agenti che mancano ancora dell'armamento. Mancano ancora più o meno 14-15 persone, soltanto il distretto di Via Locchi, che si armerà nelle prossime settimane, quindi noi contiamo di raggiungere l'obiettivo all'inizio dell'estate.
Bene, insomma, quindi ci si sta preparando a questo e con le tempistiche che quindi si restringono. Beh, Assessore, andremo poi nello specifico anche con il vicecommissario allora per anche capire cosa vuol dire essere armati e la percezione sul territorio. Intanto grazie Assessore. Grazie a voi, buona giornata. Grazie e ci rivediamo più tardi a voi studio. Grazie a Gianluca Paladin e grazie all'assessore De Gavardo. Abbiamo una telefonata, Rossetti, stiamo arrivando verso le 9. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. C'è nessuno in linea? Buongiorno. Andiamo a una mail che dice: se io potessi scrivere una cartolina dall'Italia, l'indirizzo non sarebbe Roma ma Londra. Come mai? Non credo proprio. Dati 2024, 650.000 morti, 370.000 nati, 190.000 emigrati all'estero, di cui 170.000 italiane. Ogni anno 500.000 persone in meno, quindi a riprova un po' di quanto si diceva poco fa. C'è la vignetta di questa mattina di Marco Englaro che adesso apre, facciamo vedere. La possiamo leggere. Muletto te ga domanda anche ti cosa devi fare da grande? Sì, è meglio detto che se proprio vuol fare il passer che il fazzi pur l'archer, così scrive Englaro. Abbiamo una telefonata, andiamo rapidi così cerchiamo di far stare tutto all'interno degli orari. Buongiorno. Niente, buongiorno. Eccoci, ce l'abbiamo. Buongiorno, prego. Pronto? Ci dica, prego. Buongiorno. Ci dica. Allora io sono Emanuele Lonigro, segretario dell'Associazione Portofranco Internazionale di Trieste. Sì. Sono uno spedizioniere doganale e spedizioniere internazionale. Voglio parlare del Portofranco solo un momento. Allora, in due parole semplicissime. Pochi conoscono l'utilizzo della capacità del Portofranco di Trieste. Secondo, quando Marina Monassi prima di andare via mi chiese di preparare un manualetto sulle operatività del Portofranco, gli utilizzi eccetera eccetera, quel manualetto è stato stampato, poi è sparito. Io direi all'autorità portuale di ritirarlo fuori e di divulgarlo, in quanto in quel manualetto è spiegato chiaramente nei dettagli la differenza tra il porto di Trieste e gli altri porti franchi. In terzo, il Portofranco Internazionale di Trieste è stato tante volte richiamato all'Unione Europea, ci sono alcune cose che l'Unione Europea non ha applicato, c'è una normativa che l'Unione Europea ci ha ricordato quando è stata fatta un'interrogazione alla Commissione, e ha detto ci sono altre due possibilità applicando il regolamento relativo all'IVA, dove ci sono due articoli che dicono che tutte le operazioni e le installazioni del Portofranco sono esenti da IVA. Vuol dire che se uno fa un'installazione in Portofranco non paga l'IVA per quello che introduce. Le attività svolte nell'ambito del Portofranco sono esenti da IVA. Questo è un regolamento comunitario che non è stato ancora applicato. Rimando nuovamente al discorso del manualetto, che l'autorità portuale ce l'ha, è meglio che lo faccia avere a chi di dovere. In quanto ho visto quel servizio fatto a suo tempo non so che canale in Italia, e mi pare sul Rai 3 mi pare, in cui si chiedeva di utilizzare le funzioni del Portofranco. Basta domandare. Ci sono tante possibilità che si possono fare nell'ambito del Portofranco e non ultimo quelle che ho ricordato poc'anzi, cioè la possibilità di installare le installazioni in Punto Franco esenti da IVA e i servizi prestati nell'ambito del Punto Franco sono esenti da IVA per un regolamento comunitario che l'autorità portuale può tranquillamente applicare. Questo volevo dire, se mi consentite. Inoltre manderò una mail alla vostra sveglia Trieste @tele4.it dove esplicherò tutto quanto adesso detto brevemente, in velocità, perché ci sono tanti altri che vogliono parlare. Certo, con piacere, grazie. Sono sempre a disposizione. Molto gentile, grazie. Grazie. Materiale prezioso da chi ci ha lavorato. Insomma, assolutamente, no, infatti se poi magari mi gira la mail molto volentieri. Bene, Rossetti, dobbiamo chiudere, ricordiamo giusto i banchetti perché voi di Azione siete nelle piazze, nelle strade. Sì. Allora, oggi dalle 10 alle 12 a Borgo San Sergio, piazza 25 aprile dove c'è il mercato, e lunedì saremo invece a Roiano in via Stock dalle 9:30 alle 11:30.
Quindi vi aspettiamo, parleremo principalmente di assistenza agli anziani, però siamo lì per parlare di qualsiasi argomento, quindi venite a trovarci. Grazie a Daniela Rossetti, segretaria provinciale di Azione, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutti. Ci vediamo dopo la pubblicità. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Barbara Odorico, che è vicepresidente della sesta circoscrizione, Quota Forza Italia. Ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Abbiamo nuovamente Gianluca Paladin in collegamento con personale della polizia locale. Allora, linea subito al collega. Buongiorno di nuovo. Di nuovo con il vice commissario Stefano Lapel e gli operatori in servizio, ovviamente ringraziamo tutti per la grande disponibilità. Allora, vice commissario, di fatto che cosa significa essere armati, la percezione che si dà anche al cittadino e sul territorio? Buongiorno a tutti, il fatto di essere armati è una cosa che ormai possiamo definire quasi normale, perché la popolazione, i cittadini ritengono che sia assolutamente nelle regole che le forze di polizia, la polizia locale compresa, abbia l'arma. Ovviamente c'è tutta una formazione per gli agenti per poterla utilizzare, immagino che anche visite al poligono di tiro per potersi esercitare al meglio, insomma com'è che funziona esattamente? Possiamo dire che la mission che si è data il comando della polizia locale è stata sicurezza innanzitutto, sicurezza per il maneggio, sicurezza per la conservazione delle armi e sicurezza nell'eventuale utilizzo. Tutti gli operatori prima di essere dotati dell'arma hanno frequentato un corso di formazione, adesso che sono dotati dell'arma continuano a frequentare dei corsi con cadenza triennale, anzi 3 volte all'anno fanno un corso al poligono, ci esercitiamo al poligono al tiro segno nazionale di Opicina, dove ci si addestra sia al maneggio che tutte le operazioni della sicurezza, quindi il carico e lo scarico dell'arma. Massima attenzione per utilizzarla al meglio, poi le armi non ce le si porta a casa, diciamo così, ma rimangono al distretto, giusto? E quindi quando si monta servizio gli agenti le prelevano, insomma. Sì, confermo questo, anche da questo punto di vista qua la cosa che è stata fondamentale in tutto è stata appunto la sicurezza della conservazione delle armi, quindi il luogo di ricovero delle stesse. I distretti e il comando sono stati dotati di vani appositi con sistemi d'allarme molto avanzati, appunto per la massima sicurezza durante la conservazione delle armi quando non vengono utilizzate. Quindi un vero e proprio armadio blindato? Sì, direi anche qualcosa di più. E quindi con il servizio di sorveglianza che ovviamente è per la massima sicurezza. Sì, su questo non posso fornire particolari, comunque il sistema che si è dato il comando della Polizia Locale di Trieste sta venendo copiato da altri comandi di Polizia Locale. Com'è la percezione degli agenti invece, il fatto di imparare a utilizzare un'arma, ovviamente sperando di non doverla mai veramente puntare per difendersi e quindi anche accettare questa cosa? Com'è stato accolto dai vari distretti della polizia locale, da questo distretto? Diciamo c'è stata una cosa più diacona, nel senso che c'è stato i neoassunti, non c'è stato alcun tipo di problema in quanto ben sapevano che con l'assunzione avrebbe comportato l'utilizzo dell'arma e si pensava a quelli più anziani come il sottoscritto. Invece i tempi sono cambiati, come con il motorino si è iniziato a usare il casco negli anni *80, purtroppo anche l'arma è diventata un DP, una dotazione per la protezione individuale. Infatti l'arma alla polizia locale è assegnata per la difesa propria, no? Quindi per la difesa individuale, non è fatta per la protezione di beni o altro, quindi non interverremo noi direttamente o chiamati su rapine, ma può capitare che noi fermeremo la macchina con i rapinatori, quindi è corretto che anche i colleghi dispongano degli strumenti necessari per potersi difendere. E poi anche per quando ci sarà il servizio notturno ovviamente bisogna avere l'arma, no? Proprio per... Corretto, sì, è condizione necessaria per effettuare il servizio notturno che gli operatori siano armati. Se qua posso fare una precisazione, il servizio notturno quando partirà c'è in corso un'interlocuzione con la prefettura sui tempi.
servirà per sgravare, diciamo, le altre forze dell'ordine dal rilievo di incidenti stradali, che sarà compito prioritario delle polizie locali dedicarsi nelle ore notturne al rilievo degli incidenti stradali e tutti gli interventi connessi al codice della strada. Vicecommissario, grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi. Buon lavoro anche agli operatori, buon lavoro anche all'assessore. Questo è il punto della situazione verso il completamento dell'armamento della polizia locale. Per la precisione siamo al distretto 2 qui in via Giulia. Vi restituisco la linea. Grazie a te Gianluca, grazie alle persone che erano con te, che hai intervistato. È chiaro che Odorico, come l'ha detto anche il vicecomandante, c'è stata la leva di dover attivare questo servizio notturno anche per le esigenze di una città che comunque vive di un turismo molto più in crescita rispetto al passato, ma anche situazioni di microcriminalità che talvolta preoccupano, e che quindi, come è stato detto, impiegare il personale della polizia locale per attività strettamente legate alla viabilità e rilievo degli incidenti libera tutti quegli agenti di polizia e carabinieri che nell'orario notturno, se dovessero verificarsi incidenti, sono i deputati a intervenire, si possono occupare di altro. Sì, diciamo che c'è una ridistribuzione degli incarichi per l'ottimizzazione del personale a disposizione della città, e chiaramente qua, nel momento stesso in cui le forze dell'ordine collaborano tra di loro, si ha una non sovrapposizione di compiti e di conseguenza si riesce ad avere anche una migliore vigilanza. Certamente questo è stato possibile solamente grazie anche all'aumento del personale che c'è stato negli ultimi 2 anni circa, e col completamento che verrà fatto entro credo quest'estate. Quindi assolutamente sì, ci serve, ne abbiamo bisogno purtroppo per tutti i fatti che noi ormai conosciamo, e il comune, ma non solo, sono ben consapevoli di questo. Infatti le forze in campo sono state messe, poi chiaramente la quotidianità, prima che riesca a percepire questo, non è dall'oggi al domani, insomma adesso pian pianino le cose si spera che vadano a migliorare e ci sia un intervento anche sul territorio. Diciamo, noi come Forza Italia siamo sempre stati molto propensi all'utilizzo del famoso vigile di quartiere, poliziotto di quartiere, chiamiamolo come vogliamo, anche perché è stato uno dei cavalli di battaglia dei governi Berlusconi di tanti anni fa. Io credo che sia ancora adesso un qualcosa che dà una sensazione di sicurezza, o comunque sia una figura di riferimento presente nel territorio. Certo è che da allora adesso le cose sono molto cambiate, ci sono tantissimi negozi in meno nelle varie zone della città, e quindi sicuramente la quotidianità è diversa. Poi l'importante è fare, secondo me. Si trova comunque un modo di confrontarsi e trovare le soluzioni migliori, anche perché il nostro obiettivo principale è quello di fare del bene ai cittadini, e quindi quello è, lavorando su quello e non sui fronzoli, dovremo riuscire a trovare la giusta strada. Facciamo una precisazione, perché ci chiedono da casa di definire anche l'ambito delle circoscrizioni. Barbara Odorico è vicepresidente in quota Forza Italia della sesta circoscrizione. La sesta circoscrizione è quella porzione di città che comprende i rioni di San Giovanni, Chiadino, San Luigi, Guardiella. Diciamo che, per dare un'idea, partiamo da via Bonomo Giulia, poi andiamo su verso San Giovanni, prendiamo l'ex OPP, andiamo su verso Longera, abbiamo una parte di Catinara, ma proprio un pezzettino, poi andiamo verso tutta Melara, e quindi Rozzol, scendiamo giù, prendiamo San Luigi, scendiamo giù, praticamente via Rossetti è una strada un po' strana, perché ci sono strade che sono di pertinenza, strade no, e arriviamo più o meno fino alla fiera di Trieste, con la zona col confine, diciamo, che arriva sulla ferrovia, no? Che c'è a Montebello, con Piazzale De Gasperi, che fa parte della nostra circoscrizione, e la fiera invece che fa parte della quinta. Questo è proprio è una cosa, diciamo, quella zona lì è un po' un giro strano di tra quinta e sesta. Con fiera, ippodromo e limitrofi. Telefonata, poi pubblicità. Buongiorno.
Buona giornata, dottor Bernardo. Saluto l'amica consigliera Barbara, sono Claudio Visentini. Buongiorno, prego. Buongiorno a tutti e due. Nel servizio appena visto mi permetta di fare i complimenti all'assessore della sicurezza stradale Caterina De Gavardo, perché è veramente bravissima con la sua guida. Altresì plaudo che riparta la seconda edizione di Atmosfere Letterarie nella sede a San Giovanni. E poi che Forza Italia terrà incontri tematici in modo più diretto e accessibile alla popolazione locale. Per onestà intellettuale dico che fanno anche altri partiti. È un modo meritorio, secondo me, oltre che per informare, attirare più persone al voto, conoscendo per deliberare. Poi ognuno sceglie ciò che è nel loro sentire. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie. Allora, affronteremo anche questo tra poco. Dobbiamo andare in pubblicità, ci vediamo tra qualche minuto. Torniamo in diretta con Barbara Odorico di Forza Italia in sesta circoscrizione, ripetiamo, magari giova spesso farlo, zona San Giovanni, San Luigi, parte di Cattinara, Longera, Guardiella, queste sono più o meno le zone, anche zona Fiera e zona Via Cumano e Via Rossetti. Dunque, andiamo a commentare quanto ha detto Visintin tra atmosfere letterarie e le varie attività anche di Forza Italia nei rioni. Ma sì, allora sicuramente atmosfere letterarie è un qualcosa che nella sesta circoscrizione partirà, in realtà ha già fatto un piccolo incontro quest'anno, ma insomma era una cosa un po' al di fuori, ma partirà dal 19 di maggio. Con più o meno 2 incontri mensili, il lunedì alle 18:30, quindi diciamo come indice di segnarsi sul calendario è questo. Abbiamo cercato anche di mantenere un stesso giorno, stesso orario, proprio per dare un attimo di più continuità a un appuntamento. Nel nostro caso è un appuntamento in sede della circoscrizione, voluto anche perché mi piace l'idea che il cittadino conosca la circoscrizione, è un qualcosa che tante volte è molto lontano, tanti arrivano e non sanno, ma qui c'è, ma qui l'Esè, ma qui Fe. Quindi insomma in realtà è anche un modo per vedere la sede del Consiglio, vedere un po' come ci si più o meno comporta in quelle zone. Oltre al fatto che io sono sempre dell'idea che il cittadino dovrebbe partecipare alle varie sedute, ognuna nei vari rioni, perché ce ne sono, le sedute sono sempre pubbliche, si sa più o meno ogni circoscrizione ha l'orario fisso, il giorno fisso, quindi se uno ha voglia così di sentire un po' di politica del quotidiano, è un'esperienza che io consiglio a tutti. Non avete gente che partecipa? Ogni tanto qualcosa, diciamo ad annate. Ricordo tantissimi anni fa avevamo i consiglieri onorari quasi, perché c'erano le persone che venivano veramente ogni volta e quando non c'erano eravamo preoccupati noi perché non partecipavano. Però è più magari a tematiche, no? Magari infatti. Sanno che c'è l'associazione che viene a presentare qualcosa, sanno che si tratta di Via Bonomo, allora magari diventava esattamente, allora diciamo che in quel caso chiaramente appunto proprio come Via Bonomo, che sappiamo abbiamo sempre ben presente i residenti che ci contattano tutti quanti noi consiglieri per tutti i disagi che continuano ad avere, perché qua è da chiarire la cosa che Via Bonomo purtroppo, nonostante gli sforzi anche dell'assessore, di tutto il comune, la problematica di Via Bonomo esiste sempre, anzi diciamo che da quello che mi è stato detto dai residenti si sta abbassando un po' l'età delle persone che frequentano questo gruppetto così di nulla facenti, chiamiamoli così. E poi insomma in realtà le altre circoscrizioni anche hanno questo progetto, ricordo con la collega Anastasia Doglia in quarta circoscrizione che fa delle atmosfere letterarie nella Klein Berlin, quindi qualcosa di anche più diciamo
suggestiva, sì. Insomma, no? Una sede molto, molto bella. E poi abbiamo in quinta San Giacomo Paolo Silvari, che si occupa delle atmosfere letterarie nella sede del Lavatoio. Lì anche una sede molto molto interessante che diciamo ha tantissimi avvenimenti al suo interno, tra i quali anche questi. Vedo che è una cosa molto carina, anche perché si dà spazio a autori triestini che presentano il loro libro, e quindi insomma si ha modo, qualcuno lo fa in triestino, qualcuno lo fa in italiano, insomma sono veramente scoprire questo mondo incredibile, perché ce ne sono di tutti i tipi. Ci sono gli autori indipendenti, l'autore di fantasy, la raccolta di storie, invece poi diciamo va sull'umorismo, oppure sul romanzo un pochino più impegnato. Veramente è un universo che si conosce ed è molto 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 bello e così è interessantissimo, ecco. Allora, abbiamo una telefonata che sentiamo. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Prego. Volevo un'informazione. L'incrocio strada di Fiume Brigata Casale fa parte di quello che si interessa all'ospite oppure no? No, di che competenza è? Quella Quinta? deve essere settima, forse. Addirittura? Strada di Fiume? È già settima. È perché la settima comincia a Catinara. Però Strada di Fiume mi pare che ci sia in via Modiano, no? La sede della quinta, quindi magari più o meno... Però lo stesso la quinta è molto ampia, Borgo San Sergio, va avanti, Servola, la settima, no? La quinta invece è un pochino più ristretta, onestamente non... Gino, però ci segnali lo stesso, esatto, insomma, infatti, Volevo segnalare che è un incrocio pericolosissimo, che si è parlato tantissime volte di cercare di organizzare, perché lì ci sono... L'incrocio, lì ci passa autobus e in più è disassato, per cui non si riesce neanche a vedere bene la situazione che viene, e in più tutti quelli che sono sulla Brigata Casale praticamente sono ad alta velocità, no? C'è un'intersezione praticamente fra strade, diciamo, una cittadina e una strada di alta velocità, quindi lì andrebbe bene, a mio avviso, un sistema semaforico, perché se no lì ancora non è successo il morto, però ogni volta io uso gli autobus e questi poveri autisti fanno i salti mortali per uscirne indenni, perché ogni volta c'è qualcuno che arriva sparato, eccetera, per cui veramente pericoloso, volevo segnalarlo. Se l'ospite può dopo magari passare a chi di dovere. Certo, assolutamente sì, assolutamente grazie sì. Gino, Buongiorno, grazie a lei. Grazie. No, diciamo, se non sbaglio però quella strada dovrebbe essere a 50. Il fatto che poi la gente corra è un altro discorso, ma se non ricordo male quel tratto di strada lì dovrebbe essere comunque parte del tessuto urbano, e quindi la velocità dovrebbe essere a 50. Quindi sì, forse anche una casetta per la misurazione della velocità potrebbe essere anche un incentivo, un deterrente per riuscire a moderare la velocità. Non so se lì è fattibile pensare alle famose rotonde, perché sappiamo che quelle comunque danno uno stop alla velocità e alla anche gestione di un incrocio molto più sicuro, insomma. Le leggo alcune mail. Passano gli anni e come ogni anno la situazione dell'illuminazione pubblica di Viale Sanzio continua a essere estremamente pericolosa. Gli alberi oscurano la sede stradale e gli attraversamenti pedonali. Dovremmo aspettare il drammatico incidente per fare qualche intervento risolutore? Scrive Alessandro. Allora, il povero presidente Perini l'anno scorso aveva contattato l'Edison, perché mi sembra che siano loro adesso ad essere subentrati nell'illuminazione pubblica, proprio per ovviare a questo problema. Intanto l'anno scorso si era fatta un taglio degli alberi, diciamo ad hoc, perché sono in alcune zone del Viale Sanzio, verso la parte centrale bassa, ci sono gli alberi e i piloni
affiancati, e ok. quindi chiaramente l'albero crescendo diventa oscura la luce. Quindi l'anno scorso è stato fatto un taglio quasi chirurgico sotto certi punti di vista per fare in maniera che la luce riuscisse a penetrare verso la strada. Però appunto c'è stato il presidente Perini che aveva contattato i tecnici per fare un'illuminazione lungo Viale Sanzio, nella parte andando, guardando la chiesa, parte sinistra, che è proprio quella incriminata, da fare un'illuminazione ad hoc verso il marciapiede e quindi creare un fascio di luce alternativa a quella dei piloni grandi. E io proprio perché me ne sono ricordata ho ricordato questo anche il presidente Cavallaro, che deve un attimo sollecitare anche gli accordi per vedere di arrivare al progetto, insomma, effettivamente, anche perché ne siamo consapevoli. Tante volte noi, parlo come consiglieri in generale, insomma il presidente eccetera, sappiamo le cose, purtroppo le lungaggini, so che questa è una scusa che viene usata un po' troppo spesso, però le lungaggini portano anche a questo. Mi viene da pensare anche a Villare Voltella, che ho sentito prima la collega accennare al discorso di Villare Voltella. Villare Voltella è una delle mie richieste, insieme al Bosco del Farneto, da sempre di risistemazione, anche perché sia il Bosco del Farneto, quindi tutta la zona dove c'erano i vari fitness, zona fitness messa male, malorata, sì. E sia la bellissima Villa Revoltella, dove io ho passato la mia infanzia da bambina, perché insomma ero parte comunque del Rione, anche se abitavo in zona Montebello, via La Marmora eccetera. E sicuramente vederla così non è bello, però assicuro che c'è l'assessore Babuder che ha già pronto tutto quanto, e sia per quanto riguarda il Bosco del Farneto sono già in fasi avanzate, ma anche Villa Revoltella è nell'agenda dell'assessore, quindi le cose verranno fatte. Telefonata e poi di nuovo pubblicità, l'ultima. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo sapere domani la viabilità delle strade, Viale Miramare e la Costiera, su che verso? Viale Miramare e Costiera, sì, è tutto regolare. Ci saranno delle interruzioni al traffico nella zona centrale di Trieste per il corteo del 1° maggio. Sì, no, siccome che ho visto qua la pubblicità che per la Bavisella dal 30 al 4 Ma lei mi parla... E allora ho detto che non sia serata. Lei parla per domani, giusto? Per domani. No, per domani non sono state notificate, adesso posso anche controllare. Ma penso che siano dal 30 semplicemente al 4. le manifestazioni in Piazza Unità, insomma, di solito. Va bene, vi ringrazio, vi ascolto sempre, siete bravi, ottimo. Grazie signora, grazie. Arrivederci. Buona giornata. Allora, pubblicità e poi torniamo. Le chiederò anche su Monfalcone. Parliamo dopo. È una questione che comunque merita attenzione. Sì. Ne parliamo dopo. Breve pausa. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Barbara Odorico di Forza Italia, vicepresidente della 6ª circoscrizione, zone di San Giovanni, San Luigi e limitrofi. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Domani buon 1° maggio per tutti e due, perché Grazie. dobbiamo incominciare a salutarci oggi. Sì, perché noi domani bene. non siamo in onda, quindi va bene. Per Lo accetto volentieri. Quello voglio dire questo. Io ho i miei figli fuori, sono stata in Amsterdam questa ultima settimana Bella città. e ho trovato una città veramente pulita, con un verde super mantenuto. Se può essere non pulita nel centro storico quando arrivano la massa di turisti, ma le periferie, per esempio quelle che ho frequentato io, periferie eccentriche, e i parchi erano veramente puliti e con fiori. Sì. Ho visto che c'era anche un furgone del municipio d'Amsterdam che stava riparando dei paletti stradali, e quindi ho detto, ma un furgone che diceva Comune d'Amsterdam. Ho visto anche dopo, ho letto che Amsterdam ha 1300 personal dipendente fisso che fa manutenzione stradale, pulizie, tutto. Noi non abbiamo un servizio di manutenzione
a Trieste, che una volta c'era, però adesso non è più, tutto si dà a vite esterne, e questo è quello che ci manca a noi, un controllo della città, un controllo con dipendenti pubblici. Bertoli ci togli, non ci dà l'insegnante per Roiano e non ci dà neanche i dipendenti pubblici per la manutenzione quotidiana, non dico lavori esterni, fare una rotatoria e fare grandi opere, però le cose quotidiane. No, abbiamo dei paletti su via giù nel viale Miramare rotto da 3 anni e lì stanno aspettando che cada questo paletto di pietra sopra qualche persona, e lì transeniamo e non facciamo niente. Ho visto in Amsterdam, una città di 900.000 abitanti, diversa a lo che una potrebbe essere una Trieste di 200.000 abitanti, piccola com'è, miglior mantenuto mettendo personale pubblico. Grazie. Grazie signora, grazie. Sì, Amsterdam è veramente una bella città, molto vivibile, sempre in testa fra le classifiche delle città più vivibili del mondo. Ci sono anche le città australiane, nord europee, come Copenaghen mi pare che abbia il primato quasi ogni anno, insomma una città che non ho visto ma che mi incuriosisce molto, e ha un servizio municipale molto esteso. In Italia funziona diversamente e nel comune di Trieste, tornando a quanto ha segnalato la signora, effettivamente è diversa la gestione. C'è il Global Service che praticamente si occupa delle piccole cose. Diciamo che una volta avevamo anche noi i nostri dipendenti diretti che si occupavano della pulizia delle caditoie piuttosto che le manutenzioni dei giardini eccetera. Adesso è stato fatto tantissimi anni fa una scelta diversa che economicamente è stata più, diciamo, redditizia per il comune. Quanto questo abbia influito poi sulla qualità, questo può essere, diciamo che anche in questo caso gli uffici o comunque insomma chi decide i vari bandi dovrebbe dare dei paletti magari di un certo tipo per riuscire poi ad avere un servizio più puntuale. Ecco, l'unica cosa che posso pensare, tornare indietro nell'assunzione di personale per questo, per fare tutte quelle, non lo so se è diciamo percorribile in questo momento. Dunque, altra mail che dice: rivolgo un invito alla signora a farsi un giro, se non l'ho già fatto, in via del Timo, laterale di via Damiano Chiesa che porta sotto Longera, per constatare lo stato di forte degrado della via stessa a livello di manto stradale, se così si può chiamare attualmente. Allora, lo conosco la zona, ne abbiamo già parlato anche perché una consigliera insomma, ce ne ha già parlato anche lei della situazione del manto stradale ed è già fra i progetti da sistemare. Noi abbiamo un elenco comunque di progetti da portare avanti e uno di questi è anche il rifacimento di via del Timo. Mi viene anche da ricordare, già che sono in zona, via Damiano Chiesa che invece ha un grosso problema di traffico soprattutto al mattino, soprattutto la parte alta dal ponte ferroviario, per dire, un po' più giù in su, ogni mattina è un piccolo blocco unico di macchine che entrano e escono dalla città. Essendo poi una strada molto, molto stretta è veramente complicato. Io ho addirittura video di residenti che ci hanno contattato e in effetti insomma stiamo provvedendo a cercare di mettere insieme un team tra assessori e polizia locale per vedere di trovare una soluzione per eliminare questo problema. Le due cose o si lascia così o diventa a senso unico o diventa una zona soltanto per residenti. Quindi diciamo le soluzioni non è che ce ne sono tantissime, anche perché la strada è stretta, non è che possiamo allargarla purtroppo. Ed è, ripeto, una strada veramente complicata perché è molto anche in salita, con caditoie fastidiose, quindi devo dire che vedere le immagini così di queste macchine, oltre al fatto che le macchine quando sono ferme creano anche inquinamento, ecco, oltretutto, insomma, quindi tutto sommiamo. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno signora e signorina. Dunque, io sono Sergio, chiamo da Trieste, sono un 90enne, anzi 92enne. Complimenti. Volevo dire che la storia della
Damiano Chiesa ormai è vecchia, no? Si poteva fare qualcosa qualche volta, ma non è stato fatto. Togliere quel terrapieno subito dopo il ponte, lasciamo perdere, non la si fa più e basta. Adesso noi facciamo ogni giorno per andare su e giù perché l'autobus, abbiamo un autobus ogni 50 minuti, solo la 51 e basta. Non parliamo di domenica che non esiste proprio. E il problema è che la 51, la Basovizzana, che va da Facanoni all'incrocio H, non c'è più strada di nessuno. C'è una strada che ogni tanto c'è uno con la moto che mi spero che vada fuori a strada qualche volta, che non so se mi aiuterà qualche d'un, che viene su a 140. Ma che cosa che parla? Si sta messa un cartello 30 all'ora, nessuno lo cambia anche per cui. Non so se mi spiego. C'è una velocità folle, non c'è le righe pedonali, non c'è un bottiglio solo. Tutte le scovate mettiamo tutto bottiglie, solo uno in bottiglia, basta, non c'è altro. Fino a Facanoni c'è 5-6, da Basovizza in su c'è altri 10, qua noi zero assoluto. Quando sarà qualcuno che farà intanto la pulizia degli alberi che c'è in parte della strada? Gli alberi siete privati, non è dell'ANAS, è privatamente, la gente che abbandona non si frega niente che sia a caccia, che avrà 30 metri. E se gli alberi messi, che mi Deputel, mi ricordo che ha messo nel 48, una persona, 3 abete che sarà alti 30 metri, anche di più. Se viene un poco di bolla, quella roba là fa un disastro. E in questo anno per fortuna si passa l'edera che è cresciuta sulle acacie, oramai non la si vede più. Questo basteria mandare una lettera a come si faceva una volta all'ANAS. L'ANAS una volta ne obbligava, guarda Sergio, che là te devi cavar via la processionaria di quell'abete e così avanti. Adesso non c'è più nessuno. Ai vigili. E basteria, se ricordi, lei la guarda, la Facanoni, dunque la Facanoni Obelisco, è la strada che si è occupata dall'edera di un privato, non c'è l'edera dell'ANAS. Dico, questo è il senso dell'abbandono completo. Non sei neanche capace di mandare una lettera alla gente, fai pulizia sulla vostra particella. Non so se qualche volta proverò a parlare ancora di qualcosa, ma non si arriva. D'accordo, vi saluto. Grazie Sergio. Sì, la Basovizzana tanti anni fa, devo essere onesto, sono passati tanti anni. Sono stato proprio per realizzare un servizio, magari lo recupero, avevo sicuramente più capelli, lungo la Basovizzana, dove effettivamente non c'erano strisce pedonali diciamo per che lungo tratto. C'è un problema comunque di marciapiede che va dall'ex OPP in su fondamentalmente, perché tranne a piccoli tratti la situazione per chi transita diciamo a piedi è comunque difficile, sia perché tante volte ci si ritrova dove c'è lo spazio per passare con macchine posteggiate, sia, come giustamente ha ricordato l'ascoltatore, ci sono delle zone dove il verde è molto invadente verso la strada e quindi diventa ancora più pericoloso il passaggio pedonale. Io, se non ricordo male, sotto sollecitazione bisognerebbe sentire i vigili urbani, che loro danno, diciamo, l'onere al proprietario: dovete mantenere il verde nel miglior modo possibile e quindi intervenire prima possibile per sistemare la cosa. Però effettivamente, come diceva anche la zona è molto pericolosa, anche perché le macchine lì corrono parecchio. Ricordo che è stato fatto un paio di attraversamenti pedonali proprio per evitare, protetti, proprio per cercare di rallentare anche questo tratto di strada. L'uscita da via Damiano Chiesa per strada di Basovizza, lì al limite da 30 all'ora, anche perché ci sono stati vari incidenti, e lì tra l'altro non si può, andando in su, girare verso giù, quando invece tante macchine lo fanno comunque, e anche lì penso che in qualche maniera bisognerebbe intervenire con qualche blocco di qualche tipo. Però appunto quando i limiti non vengono mai rispettati la cosa si fa difficile. Ecco, diciamo che da parte della strada
qualcosa si può fare, qualcosa è già stato fatto, però se poi non c'è la collaborazione di chi guida siamo... Chiaro. Si vede, adesso ho trovato il servizio, è del 2019, ecco. C'è un fermo immagine che mostra proprio il limite 30. Sì, assolutamente, no? sì, ma in varie zone diciamo di quella strada è stato fatto proprio perché è pericoloso, oltre al fatto perché c'è l'incrocio anche, l'incrocio sia delle persone che devono attraversare per raggiungere la fermata dell'autobus, ma sia le macchine, insomma ci sono stati vari incidenti. Esatto. Allora, le abbiamo anticipato prima nella pubblicità il discorso di Monfalcone, perché abbiamo notificato come poi sia arrivata anche una mail in redazione questi giorni dove il sindaco Fasan ha ricevuto la richiesta della lettera, diciamo, di dimissioni dell'assessore Marta Calligaris, non so se è stretta tra la nomina che l'ha sicuramente lusingata, ma anche la contestuale scelta del partito di designare un'altra persona volante, sempre di Forza Italia, che aveva ricevuto un enorme numero di preferenze e che quindi era designato dal partito come la persona da collocare in un ruolo assessorile all'interno della giunta di Monfalcone. Certo. Ma, cosa è successo? Ma diciamo, allora, intanto chiaramente questa è una gestione che è in mano all'onorevole Savino, insomma, quindi segretaria regionale di Forza segretaria regionale, io insomma faccio parte del coordinamento comunale, provinciale, ma insomma chiaramente sono cose fra virgolette più grandi di me. Quello che io posso così però puntualizzare è il fatto che il sindaco nelle sue parole c'è già secondo me una bella risposta, perché lui ha parlato della Calligaris come il miglior tecnico possibile per quel ruolo. E la politica? E Forza Italia dove sta allora? Cioè, voglio dire, quando c'è una scelta di una giunta che non è tecnica ma è una giunta politica, ci vuole anche il peso della politica all'interno di una giunta. Nel caso dell'assessore designato, comunque lo stesso sindaco parla nelle sue parole di una persona molto competente, assolutamente sì, nessuno mette in dubbio, però più tecnica e non politica. Alla fine uno si domanda, ok, quindi vogliamo evitare che la parte politica di Forza Italia entri in giunta? Non vogliamo avere un qualcosa di moderato e di diciamo liberale all'interno di una giunta? Sono considerazioni mie assolutamente personali, però diciamo che puntualizzare una situazione dove se siamo un gruppo, se siamo una coalizione, le cose si decidono assieme. Chiaramente, giustamente, il sindaco deciderà per la sua giunta, però altrettanto un partito politico deve prendere posizione senza perdere diciamo, la sua credibilità politica soprattutto. Quanto è reale l'ipotesi di vedere Forza Italia nei banchi dell'opposizione? Questo non lo so, insomma, questo spero di no, spero che le cose vadano in una risoluzione, però se politicamente Forza Italia non è rilevante e quindi di conseguenza qualsiasi cosa che viene diciamo proposta non viene condivisa, non viene accettata o comunque non viene dato valore alle posizioni dei vari partiti che fanno parte della coalizione, non vedo perché essere parte di una coalizione, e questo vale per qualsiasi situazione, insomma, credo, perché se io devo fare soltanto la bella statuina di turno, io personalmente non lo accetto, cioè o sono la prima a proporre, a cercare di mediare, a cercare di trovare soluzioni condivise. E giustamente, per carità, i partiti che hanno ricevuto, come in questo caso, partiti e anche liste, hanno ricevuto dei bei consensi, giustamente hanno tutto il diritto di essere più forti e di dare la linea, però se vogliamo stare assieme bisogna anche accettare la mediazione o comunque l'idea di qualcosa di diverso da quello che è la maggioranza, perché se no non ha senso la condivisione. Ecco. La figura di Marta Calligaris non può fungere da
quell'elemento di moderazione e liberalismo a cui si rifaceva lei prima, ma perché è più votata alla professione e quindi al tecnicismo che rappresenta, questo, meno politicamente parlando? Diciamo, non può essere lei a portare la bandiera di Forza Italia? Questa è una domanda a cui risposta deve dare chiaramente l'assessor Savino. Sì. Perché non mi permetto di dare indicazioni di questo genere. Da quello che è emerso, vista la diciamo, posizione del partito in questa situazione, probabilmente no. Okay. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, qua parla Maria Giovanna, buongiorno. Prego. Io ho telefonato per quello che parlavate prima riguardo la velocità dei mezzi. Sì. E le strade. Cioè, allora, se anche su determinate strade periferiche c'è il limite a 50, perché se c'è un limite a 50 significa che c'è un pericolo. Allora, però, se le persone vanno a 80, 100, 140, vorrei rimarcare che anche in centro città, vedi via Foscolo, vedi viale D'Annunzio, il Corso, via Carducci, dove ci sono dei rettilinei, c'è le macchine, le moto corrono come dannati. Io ho paura ad attraversare la strada. Il signore ha telefonato prima per la strada delle Cave Faccanoni, ma con tutto, ma io in centro città cerco un semaforo per attraversare la strada. Oltretutto i mezzi vanno contromano, ma se non controlliamo questo, cioè è inutile mettere cartelli, pene mostruose, ma se non c'è un controllo, chi controlla chi? Scusatemi, l'altro giorno giù per via Matteotti una macchina veniva contromano, due ragazzi in bicicletta 3 sabati fa, il semaforo del Corso era rosso, quindi all'altezza di Coin, e questi in bicicletta camminavano, cioè andavano contromano da un semaforo all'altro, perché in quel momento chiaramente era rosso e i mezzi non transitavano. Cioè, dopodiché si è fatto verde il semaforo di Coin e sono saliti con delle mountain bike eccetera sul marciapiede così. Ma se là c'era una persona che comunque aveva un bastone, una mamma con una carrozzina, ma cosa succedeva? Certo. Allora, i controlli devono essere questi, altrimenti cosa si parla di sicurezza? Ma scusatemi. No, ha fatto bene a rimarcarlo, signora. È indicibile sta roba. Cioè io non sono riuscita, questi 2 ciclisti, io 3 sabati fa, 4, cioè io non sono riuscita, sono rimasta scioccata, non sono riuscita neanche a riprenderli, perché tanto adesso abbiamo i mezzi per riprendere, no? Sì, certo. In tasca. Ecco, quindi, ed è una cosa che comunque è scandaloso. Io abito in viale D'Annunzio e sistematicamente, quando c'è meno traffico, ci sono delle moto che percorrono il viale D'Annunzio a manetta, con la marmita aperta, quindi creando chiaramente un rumore indicibile, e non basta. Ma cioè vanno da un semaforo all'altro, vanno dal semaforo di Piazza Garibaldi, probabilmente le fanno fino a Piazza Foraggi. Cioè, ma stiamo scherzando? Senza pensare anche il degrado di questa città, scusatemi, perché Piazza Garibaldi è in degrado, per forza che succedono determinate cose. Questa è la 4ª volta che io ribadisco il fatto di quel parallelepipedo, di quel cartone in via Pascoli, che comunque fa parte del bar Garibaldi, che è sempre più lercio, più sporco, con la stessa tovaglietta marrone. Ma un ufficio igiene c'è ancora in questa città? Signora, grazie della segnalazione, la devo salutare perché dobbiamo andare verso la chiusura, e ho Gianluca Paladin che mi chiede la linea da Borgo San Sergio in compagnia di Mike Arcieri, General Manager della Pallacanestro Trieste, per una bella iniziativa. Scopriamo quale.
Siamo tornati al campo di Borgo San Sergio. Ringrazio Mike Arcieri, General Manager della Pallacanestro Trieste, per un bellissimo progetto che sta andando avanti. Intanto buongiorno. Buongiorno, grazie mille per essere qui con noi questa mattina. Vediamo i lavori in corso intanto anche per ridipingere il campo, tutto pronto per il progetto Playground Revolution che ha promosso la Pallacanestro Trieste con un concorso con dei bandi, e adesso vediamo i risultati in corso. Sì, esatto, è sempre bellissimo vedere i risultati dopo un processo, specialmente l'idea che abbiamo chiesto alla città offrire loro creatività per i disegni. Questo sicuramente sarebbe molto bello, però è un giorno come l'anno scorso a Valmaura, 19 aprile, per coinvolgere di nuovo la città, le famiglie, continuare a abbracciare questa città dando un po' di ispirazione, energia anche per i ragazzi, per trovare forse anche una passione nella vita. Però sì, un progetto che è molto caro ai nostri cuori a Pallacanestro Trieste. Trieste ama il basket, Borgo San Sergio ama la Pallacanestro Trieste e il basket, quindi come dire, anche come diceva lei prima, un modo per dare una nuova area a bambini, anche ai più grandi, insomma un campo per tutti. Sì, infatti io ho sentito sempre che la possibilità di giocare, i spazi non sono tantissimi, allora il fatto che possiamo fare qualcosa anche molto piccolo per creare, tra virgolette, un altro posto dove è bello per andare lì, per trovare amici, uno spazio sicuro, è una cosa fondamentale. Come lo so che negli anni scorsi questi ricreatori, ho sentito di questi, adesso non è la stessa cosa, però per andare più posti, più possibilità è quello che vogliamo sempre fare come società nella nostra amata città. Grazie a Michael Arcieri, buon lavoro. Grazie mille, grazie. Non è finita qui, sentiremo anche altre interviste che poi vedremo anche all'interno dei nostri telegiornali. A voi studio. Grazie a entrambi, grazie a Gianluca Paladini e a Michael Arcieri, General Manager della Pallacanestro Trieste. Diceva Dorico, ci sono magari pochi spazi rispetto a quanti ne servirebbero in città pubblici per praticare sport, in particolare un esempio è Piazza Carlo Alberto nella zona di San Vito della quarta circoscrizione, che è da sempre una valvola di sfogo per chi gioca a calcio, che per chi gioca a basket, chi va anche a correre. C'è bisogno. Ce n'è bisogno in ogni rione almeno uno. Sì, ma anche di più, perché comunque secondo me sono cose che possono attirare, e tra l'altro io credo che non è un concetto solo per anziani, cioè per giovani, ma anche per anziani, perché ci sono tantissimi anche attrezzi adatti anche per persone di una certa età che avrebbero magari voglia di fare all'aperto qualcosa, visto che a Trieste abbiamo tantissime associazioni che si occupano degli anziani e che fanno fare attività sportiva e ricreativa agli anziani. È una cosa che potrebbe, che bisogna, secondo me, ogni angolo verde potrebbe essere buono per poter inserire qualche attrezzo, qualche canestro, qualche possibilità per poter far sport. Io penso alla zona dell'ex OPP dove insomma c'è sempre tanto lavoro, ci sono tante ristrutturazioni, sappiamo che adesso arriverà ancora di più la presenza dell'università, lì creare degli spazi anche sportivi sarebbe una cosa molto utile per tutti, insomma, anche perché ci sono le zone per poterlo fare. La ripristino sempre del Bosco del Farneto, creando delle zone fitness sia sotto a San Giovanni che su a San Luigi, Villa Revoltella, poi mi viene in mente anche quello che verrà fatto comunque, perché nel progetto c'è il famoso cubone di Viale Sanzio, al cui davanti verrà fatto lo spazio verde dove è previsto appunto l'installazione così di un piccolo parchetto dove c'è anche la possibilità di fare un po' di attività, ma anche secondo me il discorso da fare è con l'Ater, quindi che l'Ater ha tantissime zone verdi, proprietà, dove poter inserire delle piccole palestre all'aperto come ce ne sono, ed è un qualcosa di civiltà. Secondo me è un qualcosa che aiuta le persone, anche chi magari non ha economicamente la possibilità di andare in palestra, ma insomma visto il tempo riusciamo a fare sport veramente quasi tutto l'anno all'aperto, e comunque è un modo
modo anche per socializzare, è un modo per stare insieme. Grazie a Barbara Odorico di Forza Italia che è stata con noi questa mattina. Grazie a voi, grazie. Ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti e una buona giornata.